Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata del venerdì di UFOcast. E oggi è la 60ª puntata di venerdì 16 novembre 2012. Un saluto a tutta la redazione da parte mia, Massimo Del Genio, e anche a tutti voi ascoltatori da parte loro. Questa redazione che lavora alacremente per proporre ospiti sempre più interessanti, come è il caso di questa sera, dove infatti riprendiamo un discorso che ci ha accompagnato in tutte le precedenti edizioni di UFOcast. Nel corso di diverse puntate abbiamo tentato così di approfondire l'argomento dell'origine dell'uomo, dell'essere umano, delle sue religioni, e i miti, credenze e leggende. Infatti anche il titolo fortemente provocatorio, come avete avuto modo di leggere, Le bassezze dell'Altissimo, si riferisce proprio a quelle che possono essere state un po' le menzogne o i piani occulti di chi è stato definito con molti nomi per designare un po' la divinità del momento in quasi tutte le epoche. E questa sera avremo un interlocutore veramente d'eccezione a riguardo, che è autore di alcuni libri che hanno cambiato il pensiero di moltissime persone circa le vicende narrate anche nell'Antico Testamento, il cui titolo più conosciuto ci parla addirittura di un Dio alieno nella Bibbia, che è un'affermazione che qualche secolo fa sarebbe stata almeno l'interesse del Tribunale dell'Inquisizione, almeno una scomunica, e che ha svolto un'opera di traduzione di testi antichi alla luce delle conoscenze moderne e della nostra tecnologia attuale, mettendo ancora più in luce, dove non fosse ancora chiaro, la natura assolutamente fisica e spesso spiegabile scientificamente, e in certi casi per nulla sovrannaturale, delle divinità del passato. E quindi sono molto onorato questa sera di presentarvi Mauro Biglino, un importante studioso di storia delle religioni, e come abbiamo già annunciato, che è qui in linea con noi e che salutiamo calorosamente. Buonasera Mauro. Buonasera a voi, grazie per avermi invitato e buonasera a chi ci sta ascoltando. Chiedo scusa un po' per la voce, ma sono 2 giorni che la gola mi sta tormentando un po', ma ce la faremo. Sicuramente, la voce mi sembra eccezionale e come al solito noi ci daremo tu, come usiamo fare in tutte quante le nostre trasmissioni. So che la cosa non ti crea nessun problema, e sappiamo anche che sei abituato a tour de force anche di 4 ore durante le tue conferenze, forse è quello che hai un po' di mal di gola in questo periodo. Sì, esatto, no, intanto darci del tu non solo non mi crea un problema, ma mi fa piacere perché rende tutto immediatamente più semplice, più immediato, più diretto, e per il resto sì, insomma sono abituato a tour di diverse ore, quindi ok, nessun problema, sì. Soltanto dicevo questo, casomai qualcuno sentisse una voce un po' nasale, insomma viene fuori da... Vabbè, niente, robetta di stagione. Sembra tutto ok comunque. Giusto per introdurre un momento, giusto per quei 2-3 ascoltatori che ancora non conoscono il tuo lavoro, possiamo così dire chi è Mauro Biglino e di cosa si occupa, di cosa si è occupato, di che natura sono queste conferenze e sì, qual è il tuo lavoro attuale, insomma. Sì, allora, io per parecchi anni ho tradotto l'ebraico nel codice di Leningrado, quindi la Bibbia del codice di Leningrado, diciamo meglio per essere precisi, la Bibbia Stuttgartensia, che è la redazione a stampa del codice di Leningrado, che è la versione biblica, diciamo, alla quale fanno sostanzialmente riferimento la religione cristiana e la religione ebraica. Quindi in sostanza tutte le Bibbie che abbiamo in casa hanno come punto di riferimento quel codice, appunto il codice di Leningrado, che è un codice che è stato messo a punto sostanzialmente tra il VI, VII e il IX secolo d.C. dai cosiddetti masoreti della scuola di Tiberiade, cioè dai cosiddetti, appunto, masoreti significa questo, custodi della tradizione della scuola di Tiberiade. Io ho fatto queste traduzioni per conto della casa editrice delle Edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente, e poi a un certo punto, 2 anni e mezzo fa circa, insomma, ho iniziato a raccontare nei libri che ho iniziato a scrivere, diciamo, ciò che mi pare di leggere veramente nel testo biblico, al di là di ciò che poi ci è stato, insomma, insegnato, e da quel momento ovviamente non poteva essere diversamente. Il rapporto di lavoro si è interrotto e io sto andando avanti adesso, come dire, a tradurre per conto mio, a scrivere per conto mio,
e quindi diciamo fino ad ora di contenuto biblico sono usciti 3 libri, poi ne ho scritti anche altri 2 relativi ad altri temi, ma di contenuto biblico antico testamentario sono usciti 3 libri, di cui l'ultimissimo proprio sta iniziando in questi giorni la distribuzione, ed è quello che si intitola Non c'è creazione nella Bibbia. Quindi questo in estrema sintesi, insomma, l'origine del mio lavoro. Certo, e dici che a un certo punto hai dovuto interrompere il rapporto lavorativo. È stata una cosa morbida e conseguenziale o ti è stato proprio chiesto? No, è stata una cosa non morbida, nel senso che è avvenuta immediatamente, nel senso che io ricevevo gli incarichi di traduzione dei vari libri, e gli ultimi 2 che avevo consegnato erano i libri di Giosuè e dei Giudici, che mi risulta non siano più stati pubblicati, anche perché avrebbero dovuto essere pubblicati col mio nome, e quindi basta, cioè sono finiti gli incarichi e stop, insomma, quindi diciamo non morbida nel senso che è stata immediata. Io ero un traduttore esterno, ricevevo gli incarichi di volta in volta per la traduzione dei singoli libri, quindi man mano che ne finivo uno mi veniva dato un incarico per un libro successivo, e gli incarichi sono finiti, stop, ovviamente. Certo, con questo tipo di lavoro ti sei trovato anche ad avere a che fare, a frequentare ambienti o personaggi vicini o proprio all'interno del Vaticano? No, no, questo no. Io traducevo per conto mio, poi mi confrontavo con il responsabile della redazione della casa editrice per quanto riguardava appunto le traduzioni, eccetera, ma quindi era un lavoro veramente editoriale e basta, quindi non ho avuto contatti di altro genere. Sì, la domanda era per capire se le conclusioni a cui giungi nei tuoi libri erano in qualche maniera condivise e giravano nell'aria, o se si tratta proprio di un tabù assoluto, secondo te? Allora, diciamo questo, per quanto riguarda la casa editrice direi che non c'è nessuna possibilità di condivisione di questo tipo di contenuti. Per motivi puramente commerciali dici? Ovviamente è una casa editrice cattolica e quindi ovviamente pubblica le Bibbie tradizionali, cioè voglio dire, li capisco pure, cioè, nel senso che ognuno, insomma, ogni casa editrice ha la sua linea, quella è forse la più importante casa editrice cattolica italiana, e quindi insomma ovviamente pubblica le Bibbie tradizionali, eccetera. E poi ha fatto questa collana, diciamo, un po' coraggiosa della Bibbia ebraica interlineare, ma siccome poi sappiamo che un conto è appunto tradurre letteralmente, altro conto poi è insomma capire che cosa letteralmente e concretamente identificano certe parole, mettendo assieme brani da libri antico-testamentari diversi, quindi creando i collegamenti, eccetera, allora io è questo che ho cominciato a fare, e questo ovviamente per loro non è, li capisco, ripeto, non è accettabile. Dal punto di vista invece del Vaticano, la mia convinzione precisa è che le cose che io sto scrivendo, insomma, siano conosciute. Da questo punto di vista, Mauro, sì, tu hai già accennato al fatto che questi testi possono essere interpretati letteralmente, possono essere interpretati veramente, insomma ci si può essere visto un po' di tutto. C'è un modo per osservare quello che possono essere stati veri avvenimenti, personaggi esistiti realmente, e altre cose che sembrano più invece delle metafore, e alle volte metafora e per presunzioni di realtà si mischiano. Hai un tuo metodo? Come fai tu a separare queste due cose? Dunque, allora, il mio metodo, se vogliamo, si articola in 2 atteggiamenti. Il primo è quello di, questo lo ripeto spesso, per una volta fare finta che quando gli autori biblici scrivevano una cosa volessero scrivere quella. Perché le interpretazioni, le chiavi di lettura alle quali siamo abituati da ormai, insomma, secoli, da 2 millenni, sono quelle in sostanza che dicono, in genere o quasi sempre, quando la Bibbia dice una cosa, in realtà vuol dire che, cioè in realtà ne vuol dire un'altra. E in questo in realtà ne vuol dire un'altra, ognuno ovviamente, come dire, è libero, e questo è ciò che è avvenuto, di inserirci le sue visioni, perché tanto, o comunque insomma la sua chiave di lettura, perché tanto
nel momento in cui ci si distacca volutamente, metodologicamente, dal significato del testo e si dice che quando la Bibbia dice bianco in realtà intende nero, beh allora a quel punto lì più nulla diventa verificabile e quindi chiunque può dire che in realtà dice nero, dice blu, dice rosso, eccetera, eccetera. Lo sforzo che cerco di fare io e che mi nasce da quegli incarichi di traduzione che avevo, dove mi era richiesto espressamente di fare la traduzione letterale, lo sforzo che faccio io è quello di rimanere il più vicino possibile al testo, per cui dico, se gli autori biblici dicevano bianco, beh, facciamo finta che volessero dire bianco, per una volta facciamo finta che volessero dire, e vediamo che cosa ne viene fuori. Cioè in fondo tutte le altre interpretazioni che vengono date per assolutamente certe e vere, tant'è che ci si creano sopra le religioni o insomma le varie forme di pensiero, le varie forme di credo, perché non c'è soltanto ovviamente la religione cattolica, ma ci sono anche tutta una serie di correnti esoteriche che hanno spesso lo stesso tipo di atteggiamento fideistico. Io dico vabbè, allora proviamo per una volta a fare finta che quando la Bibbia dice bianco volesse dire bianco e vediamo che cosa ne viene fuori. Poi l'altro aspetto è quello del dare ovviamente grande importanza al contesto. Faccio subito un esempio. No? Uno dei grandi temi di dibattito è il termine ruach, che significa appunto varie cose, no? Diciamo da vento, quindi aria che si muove rapidamente, fino a soffio vitale, quindi no, vita, spirito inteso appunto come respiro, soffio vitale. Beh, è chiaro che allora quando io dico che dobbiamo, e secondo me questa è la normalità, farci aiutare dal contesto. Cioè quindi quando si trova il termine ruach bisogna vedere in che contesto è inserito, e allora dal mio punto di vista, siccome la cosiddetta area semantica di questo termine è molto vasta, allora ci sarà il contesto che ci dice che cosa vuol dire lì, perché è chiaro che se mi si dice che c'è qualcuno che sale sul ruach, beh, non posso pensare che qualcuno salga sul respiro, e quindi evidentemente quella roba volante sarà un qualcosa. Se invece mi si dice che appunto da un'altra parte c'è qualcuno che perde il suo ruach e muore, beh, allora capisco che perde il suo soffio vitale, ma in fondo anche, voglio dire, poi questa sembra una cosa così complessa, ma nell'ultimo libro ho messo chiaramente un esempio, per dire, no, io questa settimana sono stato con un amico e l'ho accompagnato mentre lui svolgeva una delle attività che più lo divertono, distillare spirito dalle vinacce. Con lui io mi sono divertito moltissimo perché mi ha fatto un sacco di bei racconti, perché lui è una persona di spirito. Bene, chiunque capisce che nel primo caso spirito significa alcol, nel secondo caso spirito significa la sua attitudine caratteriale, e non ci poniamo nessun problema. Io penso che la stessa cosa si possa fare con la Bibbia. Tutto molto chiaro, Mauro. In effetti questo termine qui, anche in altri contesti, non proprio questo termine, ma comunque una certa confusione tra quello che può essere il concetto di spirito, piuttosto che di anima, o di Spirito Santo, è stato confuso. In qualche modo sembra addirittura volutamente. Sei d'accordo anche tu? Sì, sono d'accordo, nel senso che ovviamente la visione, diciamo così, teologica o più generalmente spiritualista della Bibbia dice, tutte le volte che c'è ruach significa spirito. E allora poi cosa succede? Che quando c'è un racconto di qualcuno che sale sullo spirito e si dice che vola con lo spirito, beh, lì è chiaro che bisogna introdurre la categoria interpretativa dell'allegoria, della metafora o del mistero della fede o del mistero di Dio, perché è chiaro che diventa incomprensibile, no? Pensare che uno sale sullo spirito e viaggia, è ovvio. Certo. Se invece uno molto semplicemente dice che la Bibbia, così come l'ebraico, così come altre lingue, ovviamente usano i termini in funzione appunto di una, come si dice appunto, dicevo prima, area semantica molto vasta, e quindi di volta in volta basta semplicemente non chiudere gli occhi, cioè non chiudersi a priori in una visione dicendo no, ruach deve per forza voler dire spirito. No, ruach vuol dire sia l'uno che l'altro, e quindi sarà il contesto che ci dirà qual è l'interpretazione più coerente al testo. Quindi questo è lo sforzo che faccio io. È chiaro che chi invece dice che quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra, beh allora risolve il problema dicendo no, ma questa è un'allegoria. Va bene, ok, è legittimo, è legittimo. Ritengo che sia altrettanto legittimo fare ciò che faccio io, fare finta che non sia un'allegoria.
Certo, e le sorprese sono tante. Tantissime. Le sorprese, come si sa, sono tantissime e stanno generando, vabbè, insomma, una mole di reazioni infinita. In effetti tu ti stai concentrando, se non sbaglio, in maniera particolare sull'Antico Testamento, Sì. ma suppongo che tu ti avvalga anche della lettura, dello studio di altre religioni e di altri testi. Quindi sicuramente da uno studio multidisciplinare di questo tipo emergono altre conferme. Per esempio, altri parallelismi con altre religioni, quella antica egizia, la babilonese o indù, per esempio, dove ci sono dei concetti, per esempio il concetto della reincarnazione, che è presente in quasi tutte le religioni. Sì, ecco, per esempio la reincarnazione è presente in quasi tutte le religioni, non è presente nell'Antico Testamento, ma però quello però a conferma di quello che stavi dicendo, cioè in effetti se noi anche qui non chiudiamo deliberatamente gli occhi e ci sleghiamo da quella visione tradizionale in base alla quale insomma i popoli antichi ci raccontavano dei bei miti e delle belle favole, ma per una volta, oppure più che per una volta, cominciamo a provare a pensare che quando i popoli antichi scrivevano o dicevano delle cose non è che avessero tutto sto tempo da perdere, anche perché scrivere per loro non era come per noi che ci mettiamo al computer, scriviamo, poi se non ci piace cancelliamo. Insomma, scrivere era un impegno notevole. Ecco, esattamente. Allora, quando scrivevano qualcosa, forse non è che si mettessero ad inventare favole. Insomma, la letteratura è arrivata molto dopo, diciamo la narrativa, no? Ecco. E quindi se proviamo a pensare che dai Maori alle civiltà nord-sahariane, diciamo così, ma anche agli Zulu, alle saghe celtiche dei Tuatha De Danann, piuttosto che gli indiani Hopi, piuttosto che i Maya, gli Aztechi, gli Inca, i cinesi, i giapponesi, tutti ci parlano, tutti in sostanza ci raccontano di un qualcosa che è avvenuto moltissimo tempo fa. E che ciò che ci raccontano tutti questi è speculare rispetto a ciò che ci racconta anche la Bibbia, e cominciamo a dire, ma e se questi veramente ci avessero raccontato il ricordo di un qualcosa di veramente avvenuto, di veramente capitato, beh, allora a quel punto lì magari cominceremmo a cercare in certe direzioni e sappiamo bene che se non si cerca non si trova. Ma se si cerca, guarda caso, si finisce per trovare. E allora potremmo avere un sacco di sorprese sulla possibile, diciamo perché bisogna sempre rimanere nel campo dell'ipotesi, sulla possibile vera storia dell'umanità che probabilmente non è quella che ci è stata raccontata. Sì, mi sembra che ci siano 4 argomenti principali, no, in questa ricerca, e che sono la genesi, la creazione dell'uomo, la vicenda del diluvio universale e poi l'Apocalisse vista un po' da tutte quante le culture. Magari partiamo dall'inizio, ovvero dalla Genesi, ma magari ti volevo chiedere se tu hai avuto modo di studiare anche qualche opera apocrifa, immagino di sì, e quindi cosa ci puoi dire per esempio della vicenda di Enoch, questo libro che è stato tolto dall'Antico Testamento e dove ci sono, mi sembra che sia uno dei libri che possono in qualche maniera rafforzare ulteriormente le tue conclusioni. Sì, diciamo questo, che nel libro di Enoch, allora, intanto diciamo la precisazione è questa, no? Il libro di Enoch è considerato apocrifo da cristiani romani, diciamo, ed ebrei, però è considerato canonico dai copti. Quindi, e questa è una considerazione di carattere generale che se poi mi permetti vorrei fare magari in un intervento successivo, perché adesso devo rispondere alla tua domanda. Il libro di Enoch ci racconta, ad esempio, di una guerra avvenuta nei cieli tra, semplifichiamo, forze del bene e forze del male, e le forze del male sono poi state relegate in un certo posto, incatenate in un certo posto. Beh, questo per esempio rafforza una mia, non dico una mia convinzione, ma una ipotesi che sto esponendo in queste ultime conferenze, dove dico che quelli che sono arrivati qui e che hanno fatto qui su questo pianeta una serie di cose che sono proprio quelle che sono raccontate sostanzialmente dai popoli di tutti i continenti, quindi sono arrivati qui, hanno formato l'uomo, si sono divisi il potere, eccetera, eccetera, eccetera,
Beh, quelli che sono arrivati qui potrebbero essere i cosiddetti sconfitti, e la terra potrebbe addirittura essere stata considerata una sorta di colonia penale, nella quale sono stati relegati, ecco, insomma, diciamo i malvagi, ecco. Quello che viene definito anche mondo degli inferi. Sì, esatto, che quindi per loro era l'inferno, nel senso che sono stati cacciati dal loro pianeta, messi, diciamo, su delle navicelle e spediti qui, come noi diremo, al domicilio coatto o a una sorta di confino. E quindi, per esempio, Enoch racconta queste cose qui, così come Enoch racconta della vicenda di Noè, e che è presente ovviamente anche nella Bibbia, ma la racconta in un modo, se vuoi, un pochettino più particolareggiato, e anche qui si possono trovare conferme di elementi che già però si ricavano dalla Bibbia tradizionale. Perché la cosa interessante è che non c'è neppure, è chiaro che queste sono conferme esterne, ma non c'è neppure bisogno di andare all'esterno. Già leggendo attentamente la Bibbia, e spesso leggendo già la Bibbia che abbiamo in casa, e io nelle conferenze a partire da settembre, non leggo neanche nelle conferenze le mie traduzioni, per essere chiaro, faccio capire al pubblico, e leggendo dalle Bibbie che il pubblico, che noi abbiamo in casa, faccio capire che certe cose sono già scritte lì. Basta leggerle con mente serena, con mente aperta, tranquilla, senza condizionamenti dogmatici, teologici, leggere le Bibbie che abbiamo in casa, così come leggiamo altri libri che possiamo considerare libri di storia, o voglio dire, come potremmo leggere il Popol Vuh dei Maya, piuttosto che il libro dei morti egizio, piuttosto che il Bardo Tudós Gröl, insomma il libro tibetano dei morti, eccetera. No, allora proviamo a leggerle così, come dire, vabbè, questo è uno dei tanti libri scritti da uomini, scopriamo un sacco di cose, già nelle Bibbie che abbiamo in casa, anche perché nelle traduzioni ultime, per esempio, nelle traduzioni della CEI ci sono molti elementi che, devo dire, la Conferenza Episcopale Italiana ha tradotto in un modo anche coraggioso, cioè nel senso non ha nascosto dei versetti che dal punto di vista di una religione monoteista che crede in un Dio buono, insomma, sono difficilissimi da spiegare. Quindi in realtà, insomma, facendo anche queste verifiche parallele, insomma, viene fuori un racconto che mi pare abbastanza unitario e abbastanza coerente, spiegabile in se stesso, senza necessità di introdurre altre categorie. Poi, ripeto, tutte le chiavi di lettura sono legittime, ognuno faccia la sua, il problema è che si cerca di impedire che io faccia la mia, questo sì, questo ormai lo devo dire, cioè nel senso che la mia viene definita la lettura degli ignoranti, la lettura limitata, la lettura che impedisce la comprensione della Bibbia, la lettura fatta per abbindolare, insomma io la mia non la devo fare. Tutte le altre che dicono quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne dice un'altra vanno bene. Quando io dico quando la Bibbia dice una cosa, forse, facciamo finta che volesse dire quella, allora no, questo non mi è più concesso. Salvo poi avere un sacco di conferme, poi se vuoi ne parliamo. Condividi più o meno lo stesso destino del povero Zachary Sitchin, il quale più o meno allo stesso modo veniva criticato. Esatto, con le stesse parole. Diciamo, esatto. Certe cose non bisogna farle, non bisogna farle. Poi anche lui aveva chiaramente, probabilmente che dei motivi strettamente solidi per scrivere quello che scriveva. No? Una cosa che emerge da quello che ha detto lui e che hanno detto anche altri, sono delle cose che magari nelle nostre Bibbie che abbiamo in casa non sono presenti. Ti faccio un brevissimo esempio, l'esempio appunto del diluvio, dove noi abbiamo un Noè poverino sconvolto da questo Dio che prima gli dice che vuole distruggere tutto e poi invece decide di salvare Noè e la sua famiglia. Quando invece si vedono le cronache babilonesi, questo fa emergere che gli dei erano due. Diventa già più comprensibile il fatto che potessero essere in disaccordo. Come fa il lettore della Bibbia a discernere in questo modo se gli sono state proprio omesse delle informazioni importanti come questa? Non è facile. Sì. No, non è facile, ovviamente non è facile, nel senso che se si legge solo la Bibbia, chiaramente si prende ciò che c'è scritto lì, questo è fuori di dubbio. Il nostro problema è con i credenti alla fine. Sì,
quello che tenendo però presente, e questa è una cosa che ci tengo spesso a sottolineare, che in realtà se anche un giorno si dovesse scoprire che ciò che io dico è vero, facciamo finta, per i credenti, e questo devo dire, lo stanno cominciando ad affermare in sordina non pochi teologi, dicono: ma in fondo cosa cambierebbe? Dio continua a essere Dio. Questi qui sono comunque sue creature, questi qui sono stati mandati qui e fanno parte del suo disegno provvidenziale, che in sostanza sono arrivati qui, hanno dato un colpo di acceleratore all'evoluzione dell'uomo, gli hanno dato delle leggi, l'hanno fatto diventare, come dire, un individuo, insomma, un'ennia, una specie civile. Questa specie civile, cioè, quindi diciamo l'Homo sapiens, o il sapiens sapiens, poi si rivolge a Dio. Quindi in realtà cosa cambierebbe? Si aggiunge un gradino in più. Quindi, e io dico che effettivamente, se io fossi dalla loro parte, farei lo stesso tipo di discorso, no? Perché ovviamente se devo sostenere la posizione monoteista dell'esistenza di un Dio trascendente e spirituale, farei esattamente così. Però, appunto, io ci tengo sempre a precisare che io provo a raccontare ciò che mi pare di leggere nella Bibbia. E allora dico, nella Bibbia però di quel Dio lì non si parla. Nella Bibbia si parla del rapporto tra un gruppo di uomini e un individuo in particolare che faceva parte di un gruppo di individui. Se poi sopra c'è Dio, io di questo non mi occupo, perché non mi riguarda, insomma è tema di... non se ne sono occupati, sembra, nemmeno questo Dio, questo gruppo di esseri, insomma, perché, come tu ci fai notare, non si rivolgono mai ad un'entità superiore a loro. No, esatto, cioè era tema che non interessava loro, cioè il tema appunto dell'esistenza di Dio, almeno non interessava loro nel rapporto che hanno avuto, diciamo, con gli uomini. Poi se loro avessero a loro volta delle credenze, questo purtroppo dalla Bibbia non ci è dato di sapere, però essendo anche loro esseri pensanti, chissà, anzi sicuramente avevano delle loro filosofie, dei loro sistemi di pensiero, avevano il loro Aristotele, il loro Galileo, non so come dire, il loro Platone, però questo purtroppo non ci è dato di sapere. Facciamo finta che l'Antico Testamento derivi dall'epoca sumerica, facciamo finta, no? Sì. Ecco, e in quelle sembra che però gli dei di quel pantheon lì si rivolgessero ad un'entità superiore. Pensi quindi che sia proprio la nascita del monoteismo che, diciamo, taglia i ponti su tutto quello che può essere più alto di un determinato livello di divinità? Ma in realtà l'idea di una entità superiore spirituale non mi pare essere così chiara anche nelle tavolette sumero-accadiche. Cioè quando oppure nei racconti assiro-babilonesi, perché quando loro appunto, la Bibbia parla degli Elohim, quegli altri, insomma, nelle tavolette sumero-accadiche si parla degli Anunna o Anunnaki, e nelle lingue semitiche orientali si parla degli Ilu o degli Ilanu, che sono il corrispettivo appunto semitico orientale degli Elohim, che sono il Oel o Elohim, che sono il semitico occidentale, e però, insomma, se stiamo attenti, si parla sempre di quel tipo di presunte divinità, cioè di questi esseri che governavano, ma non intesi come esseri spirituali, perché per esempio se noi pensiamo ai cosiddetti sacerdoti, che nelle culture appunto mesopotamiche erano chiamati Ensi, Ensi significa, cioè non era il sacerdote che si occupa della salvezza dell'anima, esattamente come il Cohen ebreo, insomma, della Bibbia, era un governatore, un mediatore locale tra il popolo e quei governanti di cui l'Ensi in realtà era portavoce, esecutore di ordini, ed era anche quello che doveva occuparsi della dimora, insomma, del cibo di quella gente lì. Quindi in realtà la visione spiritualista parrebbe proprio essere un inserimento successivo, cioè nel momento in cui appunto si elabora un pensiero che diventa poi il pensiero teologico monoteista, ma che nella Bibbia ad esempio non c'è, perché Mosè non era un monoteista. Mosè è uno che ha stabilito un'alleanza con uno di quelli lì, ha fatto per conto suo, per conto di quello lì, il comandante in campo, ma Mosè non ha mai ritenuto un Dio. Mosè sapeva bene
che Yahweh aveva degli altri colleghi Elohim ai quali ci si poteva rivolgere, tant'è che Mosè chiede a lui delle prove. Cioè intanto gli chiede chi sei e poi gli dice io ho bisogno di vedere per esempio il tuo kavod perché ho bisogno di capire che tu sei veramente in grado di mantenere le promesse. Beh, nessuno che abbia una concezione monoteista può anche solo immaginare di fare una domanda del genere al Dio unico, trascendente, universale. Non esiste. Sarebbe non blasfema. esiste. Sì, ma sarebbe ridicolo, cioè a nessuno verrebbe in mente. Dio è Dio, punto. Cioè cosa gli chiediamo? Delle prove? O chi sei? Dimmi il tuo nome. E beh, se Dio è Dio, cioè non ho bisogno di identificarlo tra gli altri. Invece questo Yahweh risponde pure perché sa benissimo anche lui che doveva identificarsi. E difatti molto spesso quando si presenta la sua carta d'identità, cioè insomma tira fuori i documenti e li fa vedere perché doveva far capire che era lui e non un altro, insomma. Sempre che fosse stato sempre lui, ma Certo. questo sarebbe un altro discorso. Anche se in realtà qualcosina viene fuori nei racconti babilonesi, per esempio quello che è stato intitolato da Sitchin il libro perduto di Enki, cioè questa vicenda in cui il dio Enki racconta una storia, lo scrive e si raccomanda anche al creatore, Sì. perché le cose vadano tutte Esatto, quante. teniamo presente, questa è una cosa che spesso mi vengono fatte sempre Volevo concludere. nelle messaggerie, esattamente, mi viene fatta la domanda sul libro perduto del Esatto, Dio. ma ti volevo concludere la domanda. Ah, scusami. Sì, il termine creatore potrebbe stare anche genericamente per padre in qualche modo. Sì, allora, Tu sai bene che anche il termine Anunnaki è stato tradotto con coloro che discendono dal cielo, anche se la divinità principale si chiama An, e Sì. dunque potrebbe essere coloro che discendono da An, quindi i suoi parenti. esattamente. Allora, intanto diciamo questo, il libro perduto del dio Enki, così come peraltro è scritto nella prefazione, è una ricostruzione fatta da Sitchin, dove in sostanza dice se Enki avesse dovuto scrivere una sorta di Bibbia sua, l'avrebbe probabilmente scritta così. Ma lì all'interno Sitchin mette sia tutta una serie di contenuti che sono presenti nelle tavolette sumere, poi dopo uno può contestare o meno la traduzione, eccetera, sia una parte che è dichiaratamente elaborazione sua, no? Quindi non è che Enki non ha mai scritto quel libro lì, non ce l'abbiamo un libro scritto da Enki. È proprio un'ipotesi, no? Un'ipotesi. E in quell'ipotesi, diciamo, so che Sitchin ha introdotto anche una sorta di, come dire, visione un po' spiritualista, eccetera. Però, se noi pensiamo appunto che, e io nel libro che è uscito proprio in questi giorni, ho pubblicato una tavoletta, la traduzione di una tavoletta che non mi risulta essere stata mai neanche usata da Sitchin, con la traduzione di 4 accademici, tra i maggiori al mondo, che sono Van Dyck, Clifford, Römer e Pettinato, quindi accademici, come dire, per quanto si possa essere certi nelle traduzioni delle cuneiforme, diciamo quelli indiscussi, dove si dice che Anu, cioè quindi il capo degli Anunna, stava su una dimora celeste. Si dice che quella dimora celeste era priva di vegetazione, questo lo dicono tutti e 4 i traduttori, quindi riporto la tavoletta con tutte le codifiche accademiche, su questo, quindi nessuna traduzione alternativa, la tavoletta NBC 11108, dove si dice appunto che Anu stava su questa dimora celeste, che era priva di... quando gli Anunna non circolavano ancora sulla terra, tant'è che si chiamavano in quella tavoletta Anunna, non Anunnaki, e tutti i traduttori sono d'accordo nel dire che il suffisso chi indica la terra, quindi prima di arrivare qui erano solo Anunna e non erano Anunnaki. Questa è una curiosità che rilevo appunto in questa tavoletta e quindi la pubblico nel libro, quindi ognuno la può verificare, eccetera. Per cui voglio dire, ci sono tutta una serie di cose che fanno pensare a individui che sono arrivati da un'altra parte. Poi non chiedetemi se è Nibiru o meno, perché questa è una cosa talmente contestata, talmente incerta, che poi la Bibbia non ne parla, quindi non mi pongo neppure il problema. Arrivati da un'altra parte, da una dimora celeste che era priva di vegetazione, quale che sia ovviamente purtroppo non lo so, però quando erano lì non circolavano ancora sulla terra. E quindi il racconto poi inizia di lì. Poi tu dicevi giustamente prima, facciamo finta che derivino
dai racconti sumeri, eccetera. Beh, in realtà ci sono i rabbini americani della Rabbinical Assembly degli Stati Uniti che lo scrivono chiaramente nei loro lavori che io leggo. Facciamo finta ironico un po' come ecco, esatto, no, ma infatti l'ho capito, certo, cioè dove dicono, cioè non è credibile che tutta una serie di racconti, di quei racconti lì della Genesi abbiano avuto origine in Palestina, e parlano chiaramente della Mesopotamia. Cioè quei racconti lì sono stati presi da racconti molto più antichi e adattati all'epopea del popolo ebraico, però arrivano da altri, da racconti molto più antichi, no? E quindi insomma bisognerebbe poi anche andare a vedere anche quelli, ma io per il momento mi occupo della Bibbia. Non credi tu che ci sia un grosso problema di natura sociopolitica a definire l'inizio della civiltà ad opera di un popolo semitico piuttosto che ariano? Beh, certo, un problema enorme. Ho visto anche Sitchin soffrire un po' questo, ma anche esattamente. Poi Sitchin era stato anche in Vaticano, eccetera, quindi poi insomma ci sono anche ovviamente dei rapporti anche tra quelli che per esempio la studiosa Marina Caffiero e poi il professor Wolli chiamano i rapporti tra la Chiesa e la sinagoga, no? Per cui da un certo punto in avanti non ci si fa più la guerra, nel senso che tutti veicolano l'idea del Dio trascendente, cioè tutti insomma i religiosi ovviamente, perché poi ci sono un sacco di ebrei atei, perché leggendo la Bibbia dal punto di vista di Yahweh non si può che diventare atei, questo mi sembra la cosa più... Dico dal punto di vista di Yahweh, attenzione, non voglio essere frainteso. Certo. Dopodiché se esiste Dio sta al di sopra, ma diciamo dal punto di vista di Yahweh l'atteggiamento naturale è quello lì, salvo vabbè, insomma, poi ci sono i duri e puri, gli integralisti, eccetera, quindi quelli per loro Yahweh è il loro Dio e va bene, ok, è un diritto di ognuno di credere ciò che vuole, ci mancherebbe, però appunto tutti assieme veicolano questa idea qui, salvo poi avere tutta una serie di differenze all'interno, ma differenze sulle quali poi in realtà non si fanno più la guerra, perché è meglio veicolare tutti assieme una certa idea di fondo e tacere poi insomma sulle cose, come dire, di apparentemente secondaria importanza. Tra l'altro, e così chiudo il discorso di An o Anu, cioè il capo degli Anunna, come citavi tu giustamente prima, anche nella Bibbia è citato un capo e si chiama Elion, che significa appunto, così come Anu indica l'alto, Elion significa quello che sta in alto, quello che sta sopra, e non a caso nel Deuteronomio si dice appunto che è Elion che definisce i confini delle nazioni, e nei codici biblici più antichi, compresa la Septuaginta, quindi la Bibbia scritta in greco, si dice chiaramente che Elion definiva le nazioni, definiva i confini e faceva le attribuzioni sulla base del numero dei figli degli Elohim e dei Malachim, cioè degli appartenenti a quella gerarchia, non sulla base del numero dei figli di Israele come invece poi hanno introdotto i Masoreti, no? Per dare ovviamente più importanza al popolo loro, cosa anche questa legittima, nel senso che ogni popolo che parla di se stesso cerca di celebrarsi al massimo, ci mancherebbe. Però insomma i codici più antichi biblici non avevano questa necessità e quindi dicono che Elion, il corrispondente di An o Anu sumero-accadico, definiva i confini delle nazioni e l'ha fatto contando loro, cioè contando il numero loro, non il numero degli Adam, cioè del popolo di Israele in particolare, ma contando il numero degli Elohim, cioè di quella gerarchia all'interno della quale lui poi ha fatto le divisioni, e all'interno di quella gerarchia, dice la Bibbia, in quella occasione Yahweh ha avuto in eredità quel territorio e quel popolo. Quindi lì la Bibbia dice chiaramente che c'era un capo che comandava gli Elohim, perché era lui che faceva la divisione. All'interno degli Elohim Yahweh ha avuto una parte. Più chiaro di così, ma questo lo si capisce leggendo anche le Bibbie che abbiamo in casa. Certamente, sì. Faccio un attimo un passo indietro. Quando tu hai citato anche altri studiosi, mi è venuto in mente il da poco scomparso e compianto Mario Pinkel, l'ingegnere Mario Pinkel. Ha parlato molto di religione, ha scritto diversi libri, e prima facevi notare appunto che il suffisso chi sta per terra. Volevo parlare di quello che veniva definito Duran chi,
legame cielo-terra. Sì. Conoscerai sicuramente il lavoro di Mario Pinkel, quello che ha fatto sulla Grande Piramide, dove lui è convinto e pensava appunto di aver anche dimostrato che ci fosse questo famoso Z al suo interno. Sì. Se hai seguito anche questa cosa qua, ti volevo chiedere se ne trova qualche cenno anche nella Bibbia, per esempio si poteva in qualche maniera farlo come con la Grande Piramide anche nei racconti sumeri, questa grande montagna. No, nel libro di Enoch si parla di una grande montagna di pietra che si trova a occidente, però appunto diciamo non nella Bibbia canonica. Esatto. Non ci sono... No, nella Bibbia canonica no, evidentemente diciamo siccome nella lotta proprio nei contrasti che c'erano per definire quali erano i contenuti accettabili o no, all'interno del pensiero del mondo ebraico c'era anche la lotta tra il pensiero ebraico, diciamo così, palestinese, molto influenzato dalla cultura babilonese, e il pensiero ebraico egizio. Siccome ha vinto il pensiero ebraico palestinese, la parte egizia è stata sostanzialmente eliminata, salvo il racconto dell'Esodo, dove si dice che insomma gli egiziani tenevano schiavi questi qui e Yahweh è riuscito a librarli. Quindi probabilmente diciamo che se avesse vinto un'altra parte forse avremmo anche racconti diversi. Il discorso dello Z, tra l'altro, è molto interessante per un altro aspetto, cioè interpretabile come elemento strutturale di una produzione di una qualche forma di energia, ad esempio, quindi non a caso il collegamento cielo-terra, perché se noi guardiamo, e ho visto la presentazione che ne ha fatto il fisico Clar Bruno Vetruccio, di cui sono fortunatamente amico personale, delle lampade di Dendera, dove appunto c'è una parte di queste lampade è esattamente uguale allo Z, a quella che viene un po' considerata, no? Perché siccome assomiglia alle vertebre, la spina dorsale, la colonna vertebrale di Horus, eccetera. Ecco, quindi in realtà che quello potesse essere un sistema, non chiedermi che cosa perché non lo so, non sono né un tecnico né un ingegnere né un elettrotecnico, quindi non lo so, ma che quello fosse un sistema di produzione di energia è sicuramente ipotizzabile, così come appunto ha spiegato bene il fisico Claudio Vedruccio, facendo vedere come proprio la ricostruzione delle lampade di quelle rappresentate lì graficamente appunto in quel tempio in realtà siano lampade assolutamente funzionanti, con tutta una serie di sistemi precisi che noi adesso ovviamente conosciamo. E quindi insomma questo collegamento cielo-terra direi che c'era, sì. Sì, viene rappresentato tra l'altro anche con le manine, che quindi attribuirgli quasi una sorta di entità, di una forma spirituale anche, diciamo. Cioè, sì, ecco, adesso io lì faccio più fatica già, no? Come avrai capito, certo, nel senso certo. che io tento sempre di rimanere legato alla concretezza. No, infatti no, ma era per... Esattamente, sì, perché poi appunto si fanno tutta una serie, si parla del discorso... Anche in questo caso, dove abbiamo una cosa che sembra un traliccio dell'alta tensione e che ti fa vedere che una dell'altra, dico, ancora riusciamo a dargli una nuova interpretazione. Esatto. Oppure, come dire, la scarica che c'è all'interno della lampadina diventa il simbolo del serpente, eccetera. Va bene, sì. Cioè voglio dire, se invece pensiamo, le ricostruiamo e quelle funzionano e quella è la normale scarica, beh, intanto cominciamo a dire che è una scarica elettrica di luce e dopodiché, se vogliamo, pensiamo ad altro, ma io trovo già sufficientemente affascinante la concretezza. Certo, e lì abbiamo un serpente dentro questa lampada. Esatto, sì. E lo definiamo come una scarica di luce. Tornando alla domanda che ti facevo prima, come possiamo definire quindi il serpente del paradiso terrestre un vero serpente o qualcos'altro? Beh, possiamo, sì, anche tu prima giustamente quando parlavi del diluvio universale facevi cenno ai due personaggi, cioè Enki e Enlil, no? Che sono presenti nei racconti sumerocca. Sì? Al famoso pilota dell'arca, che adesso non ricordo il nome, quindi sì. Avrebbe avuto un pilota e l'arca sarebbe stata addirittura in grado di viaggiare sott'acqua. Sì, esatto, comunque insomma di
probabilmente anche di girarsi e di resistere comunque a delle acque, insomma, Esatto. senza, anche perché era in forma di cassa. Noi spesso la immaginiamo a forma di barca, ma in realtà il termine indica una cassa. Un buon lavoro di ingegneria comunque. Sì, esattamente, un buon lavoro di ingegneria. E anche quindi nel discorso del cosiddetto paradiso terrestre, la Bibbia, attraverso la figura di un Elohim da una parte e del serpente dall'altra, in realtà ci sta raccontando del conflitto tra i due capi, che noi potremmo identificare appunto come Enlil ed Enki, che sono i due comandanti supremi, diciamo, sul pianeta Terra, i due figli di Anu, sumero-accadico, o Elion biblico, e il contrasto tra i due appunto su come trattare questa specie degli Adam e delle Hawa, quindi questi maschi e queste femmine, che loro avevano, come dire, formato con l'obiettivo preciso di metterli all'interno del loro centro di comando, che noi conosciamo, che la Bibbia conosce come Gan Eden, che vuol dire Gan significa giardino recintato e protetto posto in Eden, quindi Eden era un territorio molto vasto, che insomma secondo tutta una serie di studi toponomastici può essere collocato nella zona dei laghi Urmia, Van, diciamo a ovest del Mar Caspio, più o meno l'attuale Azerbaigian, dove tra l'altro si trovano i monti dell'Urartu, cioè il monte Ararat per esempio, e quindi questa specie nuova che loro si sono fatti appositamente per porla lì all'interno e utilizzarla insomma come, diciamo, gestori di questo territorio. Poi uno dei due capi lì voleva tenere questa nuova specie probabilmente sotto il totale controllo anche dal punto di vista riproduttivo. Forse l'altro dei capi, che era quello che in realtà era intervenuto diciamo con l'ingegneria genetica e aveva prodotto la specie, forse aveva un sentimento diverso, un trasporto diverso verso questa nuova specie, e quindi voleva darle delle possibilità in più. Una volta ottenute queste possibilità in più, il capo, l'altro, ha allontanato questa specie da questo Gan Eden, cioè da questo luogo recintato e protetto che noi conosciamo come paradiso, perché l'evoluzione dei termini ci ha portato al paradiso, perché il Gan corrisponde all'iranico Pairidaesa, che vuol dire luogo appunto chiuso, protetto, che corrisponde al greco paradeisos, che è il termine con cui Senofonte, che è stato mi pare il primo a usarlo, identificava i giardini chiusi dei signori di Babilonia. Dal paradeisos greco deriva il paradisum latino, da cui poi il nostro paradiso, e quindi in questo passaggio abbiamo perso completamente il concetto che invece è ben presente nel termine ebraico, cioè di appunto territorio recintato nel quale non si poteva entrare. E quindi insomma il serpente... Da cui l'aggettivo sacro, se non sbaglio. Esatto, sacro significa separato e dedicato a, perché ecco, questo è un concetto molto interessante nella Bibbia. Noi sacro immediatamente, perché così ovviamente ci ha imposto la tradizione, immediatamente lo identifichiamo con un concetto comunque, insomma, con il mondo della spiritualità. Lo leghiamo. Ecco, in realtà sacro nella Bibbia significa tutto ciò che è separato dalla sua normale situazione e dedicato in modo particolare a questi Elohim. Quindi un agnello diviene sacro quando viene tolto via dal gregge e riservato al consumo degli Elohim. Ma non c'è nulla di spirituale nell'uccidere un agnello, farlo cuocere, farglielo mangiare, oppure produrgli il fumo che a loro piaceva sentire. Non c'è nulla di spirituale, era un fatto normale, quindi ciò che era riservato a loro era sacro. Sacro vuol dire appunto separato da e riservato a. C'è tra l'altro al libro del Levitico, dove appunto tutto questo concetto ritorna spesso, c'è un bel commento di Monsignor Ravasi, che è, come sappiamo, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, quindi insomma il ministro della Cultura del Vaticano, è eminente biblista. Dice che appunto nel libro del Levitico c'è addirittura il rischio di dare una valenza troppo materiale al concetto del sacro, no? In chi legge il libro del Levitico. È ovvio che, essendo lui uomo di chiesa, ma uomo
lo vede come un pericolo. Esatto, uomo coltissimo e intelligentissimo, è chiaro che lui lo vede come un pericolo e lo presenta come un pericolo, ma chi legge la Bibbia con distacco non lo vede come un pericolo, lo vede come la realtà normale. Per loro sacro significava quello, punto. A proposito di barbecue divini, vogliamo parlare di quello che è successo sul Monte Ararat? Sul monte? Sul Monte Ararat, quando Noè... sì, diciamo alla fine del diluvio, insomma, quando Noè può uscire nuovamente sulla terraferma, la prima cosa che fa è prendere, dice la Bibbia, un gran numero di animali di ogni specie, ucciderli e bruciarli. È fantastico. Prima li salva e poi si mangia. Allora, prima li salva e poi dopo li uccide. Insomma, questa cosa qui è curiosa, il che fa pensare che effettivamente non si sia trattato di un diluvio universale, almeno quello biblico, che poi ci sia stato una catastrofe che ha interessato tutta la terra, probabilmente sì, ma quello biblico forse non era un diluvio universale, ma era una alluvione procurata volontariamente per uccidere tutta una serie di individui che abitavano in un certo territorio. Tant'è che la Bibbia ci racconta che il diluvio inizia quando l'Elohim apre le cosiddette cateratte, cioè apre le saracinesche e l'acqua arriva dal di sotto. Se leggiamo attentamente le Bibbie che abbiamo in casa ci accorgiamo che l'acqua sale, dopo arriva la pioggia. Prima l'acqua arriva dalla terra, cioè arriva dal basso, dopo che loro aprono le cateratte. Quindi se quelle fossero le cateratte del firmamento, cioè inteso come cielo, l'acqua sarebbe dovuta arrivare prima dall'alto, invece no, stranamente arriva dal basso. Quindi il discorso qual è? Che insomma lì si è trattata di un'operazione programmata di eliminazione di un certo numero di individui che vivevano in un territorio. Fatto sta che poi insomma quando tutto si riprende, Noè prende una gran mole di animali e quindi evidentemente questi animali esistevano tranquillamente, non sono quelli che ha tirato fuori dall'arca perché sarebbe stato veramente assurdo, li brucia e dice la Bibbia che l'Elohim Yahweh sentì, quindi non appena viene in contatto con quell'odore, quindi con quel sacrificio, immediatamente dice: mai più farò una cosa del genere. Cioè lì riconosce che è stato lui a produrre quel disastro locale e l'annusare quel fumo, come dire, lo calma, lo tranquillizza e gli fa prendere decisioni un attimino più tranquille, diciamo, almeno per l'umanità. Questo tra l'altro si lega a proprio ciò che io ho scritto nel libro, quello uscito appena adesso, dove dico che la Bibbia non parla di creazione neppure nel primo versetto della Genesi, perché ci racconta un'altra storia. In effetti c'è una polemica che gira da un po' di tempo che dice appunto che Dio crea separando le acque e dunque le acque erano preesistenti alla sua esistenza, dunque non è il creatore di tutto. Esatto, Dio difatti non si presenta mai come creatore di tutto, anzi come creatore di nulla, e anche il primo versetto della Genesi, che è quello in cui si dice in principio Dio creò i cieli e la terra, in realtà non vuol dire quello, ma con ogni probabilità vuol dire un'altra cosa che spiega nel libro, cioè inizia un lavoro di costruzione di una certa opera che poi porta avanti nel tempo, cioè in sostanza questi arrivati qui cominciano ad allestirsi per la loro permanenza un certo territorio e quindi se lo rendono abitabile si creano una riserva d'acqua ovviamente diciamo potabile, pulita, sotto controllo, utilizzabile per tutti gli usi che possiamo conoscere bene anche noi, che vanno dalla produzione di energia alle normali coltivazioni come sono descritte poi bene nella Genesi, perché questi la prima cosa che hanno fatto è stato quello appunto di mettere ogni tipo di vegetali, ogni tipo di pianta, ovviamente ogni tipo di quelle piante di cui potevano disporre. Questo tra l'altro si collega curiosamente a quello che dicevo prima, cioè a quella tavoletta sumero-accadica in cui si dice che loro avevano una dimora celeste priva di vegetazione, e quindi magari il fatto che si siano preoccupati immediatamente di avviare delle coltivazioni, chissà, potrebbe essere che le due cose sono legate.
Cioè, vedersi costretti a specificare una cosa del genere potrebbe significare che esistono città volanti con la vegetazione. Quindi, Potrebbe essere che poi loro magari qui, appunto, ovviamente arrivati qui, hanno cominciato a fare quello che farebbe ogni essere vivente, insomma, cominciare a prepararsi un territorio da coltivare per prodursi il cibo, ovviamente, sia dal punto di vista vegetale che animale, per esempio. certo. Tornando alla questione della creazione, sembrerebbe che questi avrebbero fatto diversi esperimenti, magari anche con questa teoria qui si potrebbero spiegare anche l'esistenza dei miti, delle chimere e cose di questo tipo, perché emerge anche che ci si divertivano in qualche maniera a fare questi esperimenti qua. Ma la cosa più importante è che sembra che ci siano state due creazioni. Il primo uomo non sarebbe stato fecondo in quanto ibrido e quindi ne avrebbero creato un ulteriore, e dunque questo potrebbe spiegare l'esigenza di dover sterminare tutta un'intera razza. Sì, Questo diciamo... sul Vecchio Testamento traccia di due differenti creazioni c'è, o pensi che sia difficile Allora, trovare? diciamo questo, che nell'Antico Testamento si narra di una creazione dove si dice appunto che ha fatto l'uomo e gli dice andate e moltiplicatevi. Poi si narra in modo particolare, in modo specifico, della formazione. Io uso il termine creazione perché è quello tradizionale, ma in realtà non hanno creato nulla, ripeto, tantomeno dal nulla, cioè sono intervenuti e quindi hanno fatto probabilmente un secondo intervento, che è quello del racconto di Adamo ed Eva, e poi devono aver fatto molto probabilmente un terzo intervento almeno un terzo intervento al tempo di Noè. Stando ad uno studioso dell'università, un professore dell'università americana di Beirut, addirittura i loro interventi potevano essere anche continui. E adesso mi spiego. Allora, che loro all'inizio abbiano fatto degli esperimenti venuti male, questo è scritto chiaramente nelle tavolette sumere, ripeto, anche quelle non tradotte da Sitchin, cioè quelle tradotte per esempio anche dai traduttori accademici, dove si narra appunto del fatto che hanno fatto degli individui che avevano la colonna vertebrale storta, degli individui che avevano la cassa toracica contorta, degli altri che non riuscivano, per esempio, non riuscivano a trattenere l'urina, degli altri che non riuscivano a chiudere le mani, degli altri che avevano gli occhi sempre aperti perché non si chiudevano mai. Ne hanno fatti di sterili, ne hanno fatti di individui senza gli organi genitali, insomma ne hanno fatto diversi esperimenti per arrivare poi finalmente a fare il cosiddetto Lulu, cioè il cosiddetto miscelato giusto, che poi è stato chiamato Adamu, non a caso, cioè una strana assonanza, e quindi insomma quello che effettivamente funzionava. Poi per quanto riguarda la strage diciamo procurata, la ipotetica strage procurata, la Bibbia nel libro sesto della Genesi ci racconta che i figli degli Elohim, cioè gli Elohim, videro che le femmine Adam quindi le femmine terrestri, erano appetibili, erano tovote, erano belle, e dice la Bibbia, se ne presero come compagne quante ne vollero. Si unirono sessualmente con loro e produssero la razza, diciamo così, di quella che la Bibbia chiama i Gibborim, che vuol dire uomini potenti, uomini forti, uomini famosi, e ovviamente perché erano un sangue misto, insomma. Poi, diciamo, queste commistioni però evidentemente non sono piaciute ai capi, che hanno deciso poi quindi di far fuori, insomma, questi nuovi prodotti, perché insomma evidentemente il loro comportamento non piaceva. Lì c'è una frase, nel capitolo 6 sempre, dove si dice che a un certo punto Yahweh, diciamo un po' riflettendo con se stesso, dice: ma io non continuerò per semplificare, ad occuparmi di questi qui, perché in fondo sono solo carne. La loro vita sarà di 120 anni. Leggendo le Bibbie che abbiamo in casa ci accorgiamo che le Bibbie antecedenti, cioè le vite antecedenti, arrivavano fino a 6, 7, 800, 900 anni.
E di lì in avanti, leggendo la durata della vita delle persone, vediamo che in effetti la vita scende a 500, 400, 300, 200, 100, e quindi effettivamente c'è stato un momento in cui è stata presa una decisione. Dicevo di questo docente universitario, che tra l'altro era presidente, fondatore e direttore del Centro per i rapporti interconfessionali tra le religioni, quindi si occupava di religione ed era un traduttore non soltanto di ebraico ma anche di arabo, eccetera, e quindi lui traduceva i codici, anche lui, insomma, i codici più antichi, prima addirittura ancora delle vocalizzazioni messe dai masoreti. Lui dice che in realtà in quella frase lì, dove Yahweh dice non mi occuperò più di questi perché in fondo degli Adam, perché questi sono solo carne, lui in realtà, risalendo ad una radice ebraica, ad una radice semitica, dice, a cui fanno capo sia la lingua ebraica che araba, dice che lì Yahweh fa questa affermazione: non continuerò ad arricchire l'Adam versando il liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Cioè, cosa vuol dire, secondo questo docente universitario? Che in quel momento gli Elohim avrebbero preso la decisione di non dare più apporto genetico, e quindi da quel momento la vita di quegli individui si è progressivamente ma inesorabilmente accorciata. Molto interessante. Tra l'altro mi fa venire in mente una cosa, dunque riassumendo, avremmo avuto la prima creazione, dopodiché una modifica genetica con l'episodio di partorirai con dolore, per cui probabilmente l'ottenimento di un essere in grado di riprodursi, e dopodiché il mantenimento di una stirpe, quella di Noè, o non sappiamo di chi, o comunque che avrebbe eliminato tutto il sangue misto. Sì. Ecco, tra l'altro abbiamo anche un importante ricercatore premio Nobel, Linus Pauling, che ci parla di un importante evento accaduto nell'evoluzione dell'uomo, in cui l'essere umano ha perso la possibilità di creare autonomamente l'acido ascorbico, che come sappiamo è un fortissimo antiossidante e noi lo dobbiamo assumere tramite l'alimentazione. Dove lo troviamo? Negli agrumi. Cosa troviamo poi? Delle tavolette sumere che ci fanno degli dei che sembrano prendere delle specie di cedri da un albero, l'albero della vita. Pensi che tu che possano essere collegate a queste cose? Cosa ci sai dire sull'albero della vita? Ma l'albero della vita, sì, in effetti potrebbe essere il simbolo di dell'accesso ad un qualcosa che consentiva, diciamo, probabilmente di avere una vita più simile ai nostri formatori. E quindi questo potrebbe essere o il discorso appunto del patrimonio genetico, quindi dell'apporto genetico, che potrebbe essersi interrotto nel momento in cui la nuova specie degli Adam e delle Hawa ha deciso, insomma, come dire, di riprodursi da sola, o ha scoperto la possibilità di riprodursi da sola. Quindi questo potrebbe essere una interpretazione del cosiddetto peccato originale, e quindi, avvenuto questo, gli Elohim li hanno allontanati da quel territorio in cui li avevano messi. Oppure potrebbe essere appunto l'accesso, ecco, rappresentato simbolicamente a quello che stavi dicendo tu, no? Quindi il discorso, quindi aver tolto la possibilità di produrre autonomamente l'acido ascorbico. Oppure c'è anche il discorso, perché noi sappiamo, e questo lo stanno facendo i genetisti dei nostri giorni, che sperimentano l'allungamento o l'accorciamento della vita sulle cavie aggiungendo o togliendo telomerasi, cioè questo enzima che fa sì che i nostri cromosomi, quando si duplicano o quando fanno il cosiddetto crossing over, quindi si scoppiano e poi si riaccoppiano con casualmente, in modo da creare delle ricombinazioni e creare sempre nuove possibilità, perdono, come dire, le code, perdono i pezzi finali e quindi invecchiano. Se si aggiunge telomerasi, invece, questa mantiene le code, quindi, come dire, i cromosomi rimangono giovani, e in effetti nei topi questo contribuisce ad un allungamento notevolissimo della durata media della vita. Quindi, insomma, ci sono varie ipotesi e ovviamente chissà, poi magari il futuro ci dirà qual è quella giusta. Certo. Hai anche tra l'altro già risposto ad una domanda che ci faceva un nostro utente proprio sulla telomerasi. Un'altra domanda che ci faceva un nostro ascoltatore è se le saracinesche del cielo, di cui stavamo parlando prima, potrebbero corrispondere con la rottura dell'istmo dello stretto di Gibilterra.
Sitchin raccontava in realtà della possibilità del distacco di un grosso blocco di ghiaccio dall'Antartide. Però anche la questione dell'Istmo è interessante, perché secondo alcuni in effetti il Mediterraneo era in realtà una valle. Sì, in realtà ciò che ha scoperto l'archeologia negli ultimi anni è stata il salto, insomma, di una sorta di tappo che divideva il Mar Mediterraneo dal Mar Nero. Questo ha veramente provocato una inondazione enorme che ha sommerso interi centri abitati sulle sponde del Mar Nero, che sono stati ritrovati, eccetera. Quindi questa potrebbe essere un'altra spiegazione. Quindi insomma lì è stato tolta questa diga naturale. Oppure un'altra spiegazione è, diciamo, che potrebbe essere vicina al testo biblico, è il fatto che loro avevano effettivamente costruito una diga proprio per crearsi questa riserva di acque, e questa è una cosa che spiego appunto nel libro appena uscito. E queste acque che normalmente vengono tradotte con cieli, ma la parola è shamaim, che vuol dire la acque, e quindi loro hanno diviso le acque di sopra dalle acque di sotto, mettendo quella che viene chiamata rachia, cioè questa rachia significa appunto superficie solida battuta, superficie solida lavorata, quindi fa veramente pensare ad una diga. Se poi pensiamo che gli egiziani che abitano oggi, gli egiziani ancora di oggi che abitano nella zona dove c'è, e i nubiani, che nella zona dove c'è la diga di Aswan chiamano la diga Rachia, beh, insomma, questo ci dà parecchio da pensare. Interessante. Se poi questo lo metto nel libro, tra l'altro, dove spiego tutta una serie di cose, anche di parallelismi tra Bibbia e tavolette sumero-accadiche, sempre tradotte solo da accademici, mai da traduttori alternativi. E quindi insomma fa proprio pensare al fatto che questi abbiano costruito una diga, abbiano bonificato il territorio sottostante, e in quel territorio sottostante poi ci abitavano ovviamente tutti quelli che lo lavoravano, e quando hanno deciso, per tutta una serie di motivi loro, di far fuori quelli, hanno aperto, come dire, le paratie o le saracinesche, e hanno fatto quello che hanno fatto. Anche perché mi fai venire in mente che nelle tavolette straniere si diceva appunto, anche prima parlavamo del concetto di alto e di basso, di cieli e terra, e di paradiso e inferno, inferi, mondo dei cieli. Appunto il cielo rappresentava anche quello che poteva essere sopra il 30° parallelo, secondo queste tavolette, per cui la rottura delle saracinesche del cielo, ecco che in realtà potrebbe essere l'apertura delle saracinesche di una diga. Poteva essere. Sì, io ne sono abbastanza convinto. Ecco. Ovviamente non ho la prova provata, ma ne sono abbastanza convinto. Quella non ce l'ha nessuno, però diciamo che la logica può anche venirci in aiuto qualche volta. Sì, esatto. Anche perché Rachia viene tradotto con firmamento, ma in realtà un altro viene tradotto con firmamento perché si dice che Dio creò i cieli e la terra, ma se noi pensiamo che quel termine lì non significa cieli, ma significa l'acqua, che separa le acque che stanno di sopra dalle acque che stanno di sotto, e poi le acque che stanno di sotto le separa dalla terra asciutta, e quindi fa in realtà un'opera di bonifica, e in quel territorio bonificato poi ci mette ogni sorta di vegetali, eccetera. Beh, se per un attimo ci dimentichiamo che stiamo parlando della Bibbia, ma facciamo finta che sia un normalissimo libro di storia scritto dagli antichi, beh, nessuno di noi ha difficoltà a capire che si tratta appunto della costruzione di uno sbarramento che divide delle acque di sopra, ovviamente come fanno tutte le dighe, da acque di sotto, e poi la parte sottostante viene modificata e viene utilizzata per eccetera eccetera eccetera. Insomma, quindi direi che ripeto, sempre facendo finta che quando gli autori biblici dicevano una cosa volessero raccontarci un evento concreto. Dopodiché ci sono le altre chiavi di lettura, allegoriche e metaforiche, quelle lì ci sono, continuano a esserci, non nego loro nessuna legittimità, dico solo che forse è legittima anche la mia, tutto qui. Certo. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, alcuni ricercatori si sono accorti che la struttura delle piramidi, con anche la camera sottostante, è perfettamente funzionale, tra le altre cose, anche al filtraggio dell'acqua. Per cui una piramide costruita su un terreno paludoso avrebbe prodotto acqua potabile. Sì, per esempio. Allora, se il discorso è questo, se noi pensiamo che
facciamo finta che questi qui fossero veramente una colonia che poi sono diventati ovviamente appunto dei coloni, dei colonizzatori, quindi dei governatori locali. Arrivati qui da un'altra parte, hanno dovuto fare tutte quelle cose che sono necessarie per rendersi vivibile una vita in un posto nuovo, che è quello che fanno tutti i colonizzatori quando vanno a esplorare terre nuove. Quindi diciamo è assolutamente semplice pensarlo. Non è semplice perché purtroppo questo è raccontato nella Bibbia, che è il testo che da 2000 anni ci viene presentato come il testo che parla del Dio trascendente, spirituale, creatore dei cieli e della terra, con gli angeli, eccetera, 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 eccetera. Se invece per un attimo riusciamo a staccarci da questo condizionamento culturale, allora la Bibbia diventa un libro normalissimo che ci racconta, purtroppo in un modo incompleto, ma questo sappiamo anche perché, purtroppo in un modo incompleto, tutta una serie di vicende altrettanto normali. Parliamo un attimo di rapimenti al cielo. Quindi questi eventi occorsi a vari profeti, da Ezechiele a Enoch stesso e Elia anche. Sì. Cosa succedeva durante questi rapimenti? Cosa succedeva? Ce l'abbiamo soltanto raccontato nel libro di Enoch, cioè il libro non canonico, quello insomma dove Enoch ci racconta dei vari viaggi che gli hanno fatto fare, insomma le cose che gli hanno fatto vedere, illustrandogli insomma i vari mondi che lui insomma che lo portavano a vedere. Negli altri non è descritto in particolare, nel senso che Elia per esempio non viene solo detto che viene preso. Però attenzione, anche qui non è un rapimento, perché Elia sapeva bene e lui aveva appuntamento un certo giorno in un certo posto, ma non solo lui lo sapeva, tutti i suoi discepoli, e la Bibbia fa il racconto proprio del suo cammino che dura alcuni giorni, perché lui un certo giorno doveva trovarsi in un certo posto, e in quel posto sarebbe salito sul carro degli Elohim, quindi era una cosa assolutamente preannunciata. Dà quasi l'idea del fatto che fosse una cosa, come dire, quasi un po' ripetitiva, no? Nel senso che fosse una cosa abbastanza normale per lui. Cioè un appuntamento? Esatto, un appuntamento ricorrente, dice. Tant'è che anche i suoi discepoli lo sapevano, e se leggiamo attentamente le Bibbie, perché si parla sempre dell'abduction, no? Del rapimento di Elia, come se questi fossero arrivati e l'avessero. No, se leggiamo attentamente le Bibbie che abbiamo in casa, viene detto chiaramente che i suoi discepoli dicevano: sappiamo che devi andare là perché poi Elohim ti prende. Lo sapevano tutti. Quindi non era una cosa che sapesse soltanto lui, lo sapevano i suoi discepoli, insomma quelli che lo seguivano. O che addirittura fosse inaspettata, dici? No, voglio dire, c'è un appuntamento preciso, in un luogo preciso, a Bet El, che vuol dire casa di El, quindi evidentemente era probabilmente un posto di, come dire, di atterraggio e di partenza di questi qui, perché tra l'altro la cosa curiosa è che dopo che lui sale e se ne va, i suoi discepoli dicono: adesso poi dopo qualche giorno, adesso andiamo a cercarlo perché l'avrà depositato da qualche parte nelle valli qui circostanti. Quindi la cosa è talmente concreta, talmente viva, talmente evidente che insomma, se uno non chiude gli occhi non abbiamo dubbi sul capire di che cosa sia. E poi purtroppo lo vanno a cercare ma non lo trovano, perché evidentemente l'hanno portato con sé da un'altra parte, ma non ci è detto dove. Quando mi hai citato il termine Betel, mi è venuto in mente anche Bethlehem. No, Bethlehem vuol dire casa del pane. Casa del pane, non ha niente. No, non è Bethel, no. Ho capito. Sai, qualche nostro ascoltatore ci chiede anche qualcosa riguardo al Nuovo Testamento. Io so che tu non te ne stai occupando, c'è abbastanza nell'Antico, ma sicuramente l'avrai letto e sicuramente l'avrai studiato. Sì, ci sono diciamo che in greco l'ho letto una quindicina di volte. Eccolo lì. Ci sono delle grandi conferme o grandi smentite tra i due testi, proprio dall'ottica in cui li stai osservando tu? Allora, tra i due testi dici tra il Nuovo e l'Antico? Sì, esattamente. Allora diciamo questo, che la questione del Nuovo Testamento
un accenno soltanto perché, come hai detto bene tu, per il momento non me ne voglio ancora occupare. È questa, lì non c'è un problema di traduzioni, perché siccome noi abbiamo la versione greca e quindi la traduzione dal greco sostanzialmente, quelle che abbiamo sostanzialmente sono giuste, ci sono delle traduzioni letterali anche che insomma vanno molto bene. Il problema è che cosa ci hanno messo dentro gli autori, quindi non i traduttori, ma proprio chi l'ha scritto. Perché ovviamente il Nuovo Testamento è stato scritto, tra l'altro, anche sotto l'influsso del pensiero ellenistico, per cui ci sono tutta una serie di parti che poco hanno a che vedere con l'Antico Testamento, perché il pensiero giudaico e il pensiero ellenistico sono veramente due sistemi lontanissimi l'uno dall'altro. La Chiesa, i padri della Chiesa e probabilmente già appunto i redattori del Nuovo Testamento, influenzati dal pensiero ellenistico che era allora imperante, hanno fatto in modo di creare dei collegamenti e di calare spesso sui concetti dell'Antico Testamento dei concetti, delle idee, delle forme di pensiero che sono tipiche del pensiero ellenistico e che nulla avevano a vedere invece con la concretezza del pensiero giudaico. Questo per esempio è una cosa che i rabbini americani denunciano continuamente. Cioè, per esempio, non so, ecco, sull'Antico Testamento, e quindi sono stati inseriti nel Nuovo Testamento, no, sono stati calati i cosiddetti angeli tipici del pensiero greco-ellenistico che non hanno nulla a che vedere con i malachim invece dell'Antico Testamento. Quindi insomma i problemi nascono di qui. Poi c'è stata la chiave di lettura che ha fatto sì che Gesù Cristo fosse il Messia preannunciato dall'Antico Testamento. In realtà nell'Antico Testamento si parla di un Mashiach, cioè di un Messia o di più di un Messia che doveva venire per liberare con le armi il popolo di Israele dal giogo straniero. Pensiamo che nel libro di Isaia l'imperatore Ciro il Grande è definito Messia, cioè è definito Mashiach perché? Perché ha, diciamo, liberato il popolo di Israele dalla cosiddetta prigionia babilonese. Per cui, insomma, Messia era chiunque avesse dato aiuto concreto al popolo ebraico. Invece la figura del Messia cristiano è un Messia spirituale che nulla ha a che vedere con il Mashiach dell'Antico Testamento. Quindi più con la figura di un salvatore generico. Esattamente, che era la figura tipica del pensiero ellenistico perché aspettava il cosiddetto Theos Soter, cioè il Dio Salvatore, ma il Dio Salvatore dell'umanità. Questo invece non era l'obiettivo dell'Antico Testamento, perché il Mashiach si doveva occupare del popolo di Israele, punto. Cioè, certo, un'immagine più eroica, come dicevi tu, probabilmente dalla cultura ellenistica. Esatto, esattamente. Quindi, quando fanno capolino per la prima volta i cosiddetti miracoli, non sono solo appannaggio del Nuovo Testamento, però. Sì, allora, per i miracoli, allora, nel libro Il Dio alieno della Bibbia, io ho analizzato attentamente, compiutamente, dedicandogli un capitolo intero, il cosiddetto miracolo di Elia, cioè quando sfida i sacerdoti di Baal, no? Costruiscono i due altari e dicono, vediamo quale dei due cosiddetti dei, o Baal o Yahweh, riesce a incendiare l'altare e quindi a far bruciare il sacrificio. Bene, io ho descritto dal punto di vista chimico e tecnologico come Elia e Yahweh hanno realizzato quel cosiddetto miracolo, che miracolo non è, no? Perché è proprio un intervento, come dire, chimico-tecnologico preciso. Bene, una cosa curiosa è che degli ebraisti in uno dei blog, tra l'altro alcuni blog sono nati proprio esclusivamente per demolire il mio lavoro, proprio con l'obiettivo dichiarato, hanno scritto, quindi ebrei filologi, quindi si definiscono loro ebraisti, e lo sono effettivamente, mi hanno, tra le tante altre cose, poi se vuoi che ne accenno qualcuna perché sono importanti, hanno scritto, tutti i miracoli dell'Antico Testamento sono tecnologici, tutti, cioè non c'è nulla di soprannaturale, loro lo sanno da sempre. Così come se vuoi ti leggo altre cose, dico te le leggo perché ovviamente me le sono stampate da questi blog, se vuoi ti leggo altre cose molto curiose, che sono cose che io scrivo, che ho scritto nei libri
e per le quali in questi 2 anni mi è stato rovesciato addosso di tutto. Cioè, per esempio, io ho sempre sostenuto che la Bibbia non è un libro di religione, che la Bibbia parla, come abbiamo capito chiaramente, di ingegneria genetica, che la Bibbia parla di 2 DNA, il nostro DNA, cioè il DNA degli ominidi e il DNA degli Elohim, che gli angeli non sono entità spirituali ma individui in carne ed ossa. Ho documentato in 2 capitoli che i cherubini non solo non sono angeli, ma non sono neppure individui in carne ed ossa, ma erano macchine. E ho documentato che Satana non esiste neppure nell'Antico Testamento. Allora, all'interno di questi blog, dove vengo anche, devo dire, duramente insultato, pesantemente insultato da alcuni di questi signori, poi invece ce ne sono altri che sono molto più educati, insomma, che sono dei veri signori, come per esempio uno che si firma Abraham, cioè Abramo, che è forse il vero filologo di tutto il gruppo, e dice, per esempio, scrive il termine ebraico malach, che è quello tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, cioè esattamente ciò che dico io. Su varie cose, scrive sempre lui, questo filologo ebreo, su varie cose Mauro ha ragione. La Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Altra cosa che lui conferma, nella Bibbia ci sono gli ingegneri genetici, che lui dice dal Talmud sappiamo essere chiamati i Rofim, mentre la Bibbia dice che sono gli Elohim. E poi dice, ad esempio, che i cherubini, attenzione, questa è una delle cose che veramente mi ha fatto sì che mi venisse rovesciato addosso di tutto, perché solo un deficiente poteva scrivere una roba del genere. Questo Avraham molto correttamente scrive: i cherubini è noto agli ebrei attraverso il Talmud che erano degli oggetti meccanici, una specie di robot, eccetera, che è esattamente ciò che descrivo io. Il capitolo sul Satan, quello nel quale io documento che Satana non esiste, scrive sempre questo filologo, il capitolo sul Satan Mauro Bilino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli faccio i migliori complimenti, dunque Satana non esiste. Io scrivo i 2 racconti della creazione dell'uomo ci parlano dei 2 DNA con cui siamo stati fatti e loro dicono è vero, lo sanno da sempre. Scrivono Satana e Lucifero, come scrivo io nei miei libri, sono un'invenzione teologica. Oppure quando io parlo del miracolo tecnologico e chimico di Elia, loro dicono appunto, perché hanno analizzato ovviamente i miei libri, tutti i miracoli sono di genere tecnologico. Quindi mi fa molto piacere avere tutte queste conferme e tra l'altro, quando un mese fa avevo pubblicato per la prima volta il capitolo del nuovo il titolo, la copertina del nuovo libro Non c'è creazione nella Bibbia, avevo anche detto nelle conferenze di ottobre, io sono sicuro che adesso verrò massacrato per un certo numero di mesi, ma entro la fine del 2013 qualcuno scriverà che loro lo sanno da sempre che la Bibbia non parla di creazione. Bene, mi sono sbagliato, perché l'hanno scritto la settimana scorsa, proprio nei blog dove vengo attaccato. Hanno scritto, ma noi non abbiamo mai creduto alla creazione dal nulla, noi ebrei filologi. Mi fa piacere, bene, invece di aspettare un anno l'hanno scritto adesso. Quindi sono molto contento di avere tutte queste conferme, tra l'altro non da amici, ma da chi mi attacca. E poi mi attaccano perché ovviamente io tocco la figura di Elohim, Yahweh, cioè la figura di Dio. Dico che non era Dio ma era un individuo in carne ed ossa, allora lì per quello ovviamente diciamo vengo duramente attaccato, perché se non avessi toccato quella figura forse su tutto il resto erano d'accordo, quindi diciamo non ci sarebbero sostanzialmente d'accordo. Poi vabbè, ci sono delle differenze nello specifico di alcune cose, ma insomma quando mi si dice che loro sanno da sempre che gli angeli sono individui in carne ed ossa, che i cherubini sono macchine, che Satana non esiste, che i miracoli sono tecnologici, che la Bibbia non è un libro di religione, che nella Bibbia si parla di ingegneria genetica, che nella Bibbia si parla di 2 DNA, più conferme di così io non ne potevo sperare, ma neanche se me le fossi immaginate per conto mio. Però ci sono 2 vecchi adagi che dico, uno dice che quando il diavolo ti accarezza vuol dire che vuole l'anima, e l'altro è che il diavolo si nasconde nei particolari. Sì. Dunque, secondo il discorso che avevamo fatto anche prima dell'esistenza di 2 divinità in opposizione,
dire che Satana non esiste va a confermare l'ipotesi monoteistica del Dio unico, dunque in qualche maniera gli torna sempre comodo. No, ma guarda che l'idea del Satana non è incompatibile con il Dio unico, tant'è appunto che, voglio dire, nel cristianesimo c'è ovviamente chiaramente dichiarato il monoteismo ed è chiaramente dichiarata l'esistenza di Satana come principe dei demoni. Quello che io dico è che l'idea di Satana come principe dei demoni è una elaborazione teologica che non ha riscontro nell'Antico Testamento. E questo anche lì l'ho documentato in un capitolo esaminando tutte le ricorrenze in cui si presenta Satana. Quindi questo intendo dire, che nell'Antico Testamento non si parla di Satana come di un'entità spirituale che comanda, come dire, le schiere dei demoni. Satan è una funzione che viene assunta pro tempore di volta in volta da diversi individui, compresi uomini, che tra l'altro alcune volte viene assunta su ordine espresso di Yahweh, che dice tu adesso fai il Satan contro quello là, poi la funzione, diciamo il pubblico accusatore, il pubblico ministero. Eccolo lì. Quindi lo si fa per un certo periodo di tempo, poi finito, basta, uno cessa di essere pubblico ministero. Ecco, esatto, ma cioè non c'entra nulla con la figura del Satan che è stata presentata a noi. E anche su questo loro dicono, appunto, in effetti è così. Ma cioè poi, insomma, si legge chiaramente la Bibbia. Ecco che Yahweh può diventare Satan all'occorrenza. Volendo, sì, certo, diventa avversario, chiaramente. Questo diventa, infatti, è molto più credibile. Sì, esatto. Qualcuno ci sta chiedendo qui, perché ogni tanto diamo anche un'occhiata alla chat dei nostri ascoltatori, e qualcuno ci chiede cosa ne pensi della Kabbalah. È una domanda molto generica, però se riesci a darci una risposta in qualche modo. Sì, allora, intanto bisognerebbe dire cosa penso delle Kabbalot, perché la Kabbalah non è un sistema di pensiero unitario. La Kabbalah è un insieme di correnti, tra l'altro anche in forte contrasto l'una con l'altra, che fanno capo a rabbini diversi, che rappresentano una sorta di, soprattutto, non solo, ma soprattutto una sorta di elaborazione mistica della Bibbia. È di origine medievale, è nata all'interno delle comunità ebraiche sefardite, quindi diciamo degli ebrei di Spagna, per semplificare, Spagna, Provenza, sud della Francia, eccetera, e rappresenta appunto una elaborazione mistica. E poi c'è la gematria, insomma, quindi l'analisi numerologica, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo però appunto che va presa esattamente come una forma di teologia, perché di questo sostanzialmente si potrebbe trattare, sapendo che porta anche a conclusioni e affermazioni diverse. Faccio un esempio semplicissimo. Per esempio c'è uno dei massimi esponenti di queste correnti, era Isaac Luria, che era colui che ha elaborato la dottrina dello Zimzum, cioè della contrazione di Dio, nel senso che Dio per creare si deve contrarre perché deve lasciare spazio al creato, e tra l'altro su questo c'è un libro del teologo Sergio Quinzio, il quale dice appunto che lì comincia semmai la sconfitta di Dio, no? Che deve contrarsi per poter lasciare spazio all'altro da sé. Tipica l'azione. Esattamente, e quindi secondo Isaac Luria il creatore e il creato sono due entità totalmente diverse, no? Tant'è che una deve contrarsi per lasciare spazio all'altra. Per contro arriviamo a Baruch Spinoza, il quale invece dice Deus sive natura, cioè Dio, cioè la natura, quindi non c'è nessuna distinzione tra Dio e la natura, quindi non c'è distinzione tra un creatore e un creato, perché sono esattamente la stessa cosa. A questo per esempio arriva anche una corrente gematrica numerologica che dice che siccome Elohim è Atevah, cioè il termine Elohim per indicare Dio e il termine Atevah per indicare la natura hanno lo stesso valore numerico, quindi Dio e la natura sono esattamente la stessa cosa. Beh, qui si tratta di, ognuno sceglie, come dire, fa un atto di fede. Scelgo di credere che Dio e la natura, cioè Dio e il creato, sono due entità distinte, oppure scelgo di credere che il creatore e la creatura, cioè Dio e la natura, sono esattamente la stessa cosa, ma né l'una né l'altra delle due correnti ha modo di provare di essere vera, quindi è veramente alla fine una scelta di fede, perché ripeto, le correnti cabalistiche sono varie, diverse, e appunto arrivano a conclusioni anche come quelle che ho esemplificato adesso. Certo, molto più interessante magari potrebbe essere lo studio della gematria. Non so se tu... Sì, no, io non mi ci sono dedicato, tenendo presente però che lo studio della gematria
che viene in genere, così diciamo, nell'inconscio collettivo, inteso un po' come una prerogativa specifica, no, della Bibbia e della lingua ebraica. Cioè in realtà la corrispondenza tra le lettere e i valori numerici era la normalità nelle lingue antiche. Pensiamo che nella lingua greca il sistema di conteggio ionico era esattamente uguale a quello ebraico, cioè alfa uguale 1, beta uguale 2, gamma uguale 3, delta uguale 4, eccetera, eccetera. Quindi teoricamente noi la gematria la potremmo applicare anche ad Aristotele, Esopo, Omero e a chiunque, nel senso che sostanzialmente quasi tutte le lingue antiche avevano una corrispondenza alfanumerica, diciamo così, lettera, numero, lettera, numero. Per cui, vabbè, è una delle possibilità, ovviamente una delle possibilità, e io, come avete capito, seguo quell'altra e mi limito a quell'altra perché ne ho a sufficienza. È estremamente chiaro, Mauro, la linea che stai seguendo. Prima ci parlavi di un probabile evento catastrofico che non ha nulla a che vedere con il diluvio biblico e che può essere successo e che potrebbe addirittura averne traccia sia nei testi sacri che nei monumenti del passato. Sto parlando di quel famoso cataclisma che dovrebbe essere stato in qualche maniera segnalato tramite numeri e simboli per far capire all'essere umano l'esistenza di una cosa che si chiama precessione degli equinozi. Quindi anche i numeri nel capitolo, nel libro dei numeri, sono tutti riferiti a queste cifre che alla fin fine ci dicono lo spazio e il tempo con una numerazione sessagesimale, ci spiegano insomma come leggere lo spazio e il tempo tramite gli astri. Sei d'accordo anche tu con questa interpretazione dei numeri? Sì, diciamo però che anche lì, esattamente, il libro dei numeri, tutta una serie di cose potrebbero in effetti essere anche il frutto di ricostruzione fatta a posteriori, perché la Bibbia in realtà è stata scritta e riscritta molte volte, no? Tant'è che c'è un progetto che sta tentando, durerà, insomma, è partito 50 anni fa e ne durerà altri 150, proprio per dichiarazione di coloro che l'hanno avviato e che ci stanno lavorando, che è dell'Hebrew University di Gerusalemme, e tentare di costruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che però in realtà nessuno sa qual è. La Bibbia che abbiamo noi è una delle Bibbie possibili, per cui quando noi ci accingiamo a trovare dei codici all'interno della Bibbia, dobbiamo, secondo me, ovviamente, sempre andare molto cauti, perché la Bibbia che abbiamo noi è una, ma ce ne sono altre. E quindi trovare dei codici necessariamente in questa potrebbe essere fuorviante. Mi spiego. Vero è che i numeri sono... No, dicevo, è vero anche che però numeri e astronomia sono linguaggio e scenario universali. Sì, è vero. Diciamo che però... Si è interrotta la comunicazione un attimo? Oh, ok. Si era interrotta un attimo la comunicazione, stavi dicendo? Sì, dicevo che però la Bibbia, quella che abbiamo noi, è scarsissimamente interessata all'astronomia, tant'è che quei pochi riferimenti anche che fa dei corpi celesti sono anche di difficilissima interpretazione, cioè a parte Sole e Luna, ci sono appunto delle citazioni di corpi celesti che però non sono facilmente identificabili. Ma in qualche modo però ci sono dei simboli, l'ariete, il toro, sì, esatto, sì. Ecco, ma anche quelli sono difficilmente identificabili, attenzione, cioè proprio, guarda, questo è un tema sul quale bisognerebbe condurre degli studi molto accurati, ma ripeto anche con molta cautela, senza farsi trascinare troppo dalla volontà di trovarli, perché non sono così evidenti, ecco, cioè mentre in altri il discorso sono, diciamo, decisamente più evidenti, nella Bibbia non è così, tant'è che spesso anche si dice ma quindi le 12 tribù sono chiaramente riferibili, no, alle 12 costellazioni dello zodiaco, cioè, in realtà se si analizza attentamente tutti i passi in cui si parla delle tribù e ogni volta abbiamo qualche problema con la comunicazione. Io sento. Perfetto, adesso ti sento anch'io, si era interrotto un attimo.
Ok, dicevo che se si fa un'analisi attenta, per esempio, del discorso delle tribù, no? Che vengono, dice, ma sono 12, quindi sono collegate alle costellazioni. Ecco, in realtà, se si vanno a vedere tutti i vari passi, beh, non si è così certi, nel senso che alcune volte le tribù sono 8, altre volte 9, qualche volta addirittura 13, poi 2 vengono unite per riportarle a 12. Insomma, lì il discorso è molto articolato, quindi mi rendo conto che sia possibile, che sia possibile, però forse ho l'impressione che alle volte vengano date troppo facilmente per scontate delle cose che nel testo biblico non paiono così scontate. Ecco, tutto qui. Poi mi rendo conto che cioè, chi si dedica è un po' facciamo perché ecco, un po' facciamo finta, se vogliamo. È un po' facciamo finta che sia vero, in effetti c'è tutto un lavoro fatto da De Santillana sul suo mulino di Amleto, ma anche dal nostro... Sì, l'ho letto tutto. Esatto, Giorgio Terzoli anche avrei letto. Sì. Esatto. Beh, le corrispondenze sono molte. No, lo so. Però sì, è interessante, bisogna, come dire, cioè capisco quelli che ci si dedicano, la cosa può essere interessante, ovviamente tutto il discorso delle ricorrenze dei numeri precessionali, che ovviamente rimandano ad una conoscenza che certo non poteva essere appannaggio di gente che si metteva di notte a guardare il cielo per la durata media di una vita di un uomo, insomma, ecco, sicuramente no. E quindi evidentemente la presenza di ricorrenze di numeri precessionali fa pensare ad un sistema di conoscenze che doveva essere distribuito su tempi lunghissimi, perché insomma il ciclo precessionale insomma, è più di 20.000 anni, certo. Quindi evidentemente... Sì, 26.000. Esattamente, quindi insomma è chiaro che fa pensare a questo. Poi che quindi questo possa essere stato inserito ad un certo punto all'interno della Bibbia è, come dire, è anche possibile. Certo. Continuo con le domande dei nostri ascoltatori e qui c'è una domanda di Zinni79 che vorrebbe sapere se puoi spiegare la differenza tra il Dio di Abramo e quello di Mosè. Allora, diciamo che il Dio di Abramo intanto si presenta come El Shaddai. Shaddai è un termine che deriva dalla radice Shaddad, che indica forza ma legata anche alla violenza. Questo lo fanno notare i dizionari di ebraico e aramaico biblici. Quindi diciamo è un termine dove lui dice io sono uno potente e violento anche, e vabbè, la Bibbia poi ce ne dà ampiamente prova. Allora, quello che si presenta ad Abramo è un Elohim, cioè un El, quindi uno del gruppo degli Elohim, che chiama Abramo fuori dal suo territorio nel quale governavano altri Elohim, e questo è già un concetto interessantissimo, nel senso che questo qui lo prende e gli dice adesso vieni con me che andiamo a prenderci un territorio che poi darò a te, insomma, e alla tua gente, alla tua famiglia, alla tua discendenza. Lì poi si inserisce la guerra Sodoma e Gomorra, eccetera, che era un ricordo anche di quando questi qui si combattevano tra di loro con le loro armi. Poi evidentemente devono essere fatti furbi e hanno detto beh adesso facciamo combattere gli uomini, perché insomma loro con le loro armi erano un po' troppo devastanti. E allora Abramo con la sua famiglia rimane lì fino a quando ad un certo punto c'è una forte carestia, e quindi, come succedeva per gli abitanti della terra di Canaan, questi si spostano in Egitto. Quando si spostano in Egitto, loro sono costretti a seguire gli Elohim che regnavano in Egitto, perché Yahweh in Egitto non poteva mettere becco. E quindi questo tra l'altro è raccontato nel libro di Giosuè nel capitolo 24, e quindi lo possiamo leggere nelle Bibbie che abbiamo in casa. Quindi abbiamo gli Elohim che governavano in Mesopotamia. Abramo abbandona quegli Elohim per seguire l'Elohim, diciamo così, che di nome El Shaddai, che lo porta in Canaan. Poi la famiglia di Abramo deve spostarsi in Egitto e quindi, diciamo, ci si dimentica dell'Elohim El Shaddai, perché lì bisognava seguirne altri. E poi ad un certo punto un Elohim si ricorda di quel popolo lì abbandonato lì in Egitto, diciamo di quel popolo, che non era un popolo, perché gli ebrei non esistevano in Egitto in quanto popolo come tale, ma
insomma, decide di portare fuori della gente dall'Egitto e, diciamo, ne affida l'incarico a Mosè. Quando li porta fuori dall'Egitto e Mosè, in effetti, come dicevo prima, gli deve chiedere: ma chi sei tu? Perché Mosè sapeva bene che lui era uno dei tanti. Allora lui lì gli dice: io sono l'Elohim che ha chiamato Abramo, l'Elohim di Abramo, l'Elohim di Isacco, l'Elohim di Giacobbe, cioè presenta una sua prima carta d'identità. E quindi, però, non c'è francamente nessuna certezza che si trattasse dello stesso. Tant'è che quando Mosè gli dice: chi sei tu? Lui gli risponde: Eie, Asher Eie, che è una proposizione che è stata tradotta in tutti i modi possibili e immaginabili. Io sono quel che sono, io sarò quel che sarò, io ero quel che ero, io sarò quel che ero, ed è stata in un qualche modo, diciamo, mitizzata. Io così, proprio nella mia banalità, nella banalità della mia chiave di lettura, immagino un potente che si sente chiedere dal suo subalterno: ma tu chi sei? E la risposta che un potente dà al suo subalterno è, in sostanza: io sono quello che sono, fra parentesi, tu pensa soltanto ad eseguire gli ordini che ti do, e chiudiamo la parentesi, cioè non preoccuparti di chi sono io. E gli dice: tu poi segui, quindi fai quello che io ti dico, e se vorrete comunque mi chiamerete, mi ricorderete con questo nome che noi conosciamo come Yahweh. Sembra quasi una battuta del film. Sembra quasi una battuta, ma io mano a mano che vado avanti mi convinco sempre. Io sono io e voi non siete esattamente. E cioè io sono quel che sono, tu fatti i cavoli tuoi, cioè rispetta soltanto quello che io ti dico ed esegui. Tra l'altro il discorso è proprio questo, che il rapporto tra Mosè, questo qui è sempre un rapporto, no, dove Mosè cerca di mediare, dove Mosè poi gli chiede un'altra prova della sua capacità veramente di mantenere le promesse, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, quando viene pronunciato questo nome, quando c'è questo colloquio tra i due, uno, non esisteva il popolo ebraico, due, non esisteva la lingua ebraica, quindi non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato quel famoso tetragramma, cioè Yahweh, che poi secoli dopo è stato appunto scritto così con le consonanti, per cui non si sa neppure come fosse vocalizzato all'inizio. Ma in ogni caso, come dicono gli stessi rabbini, siccome l'identità israelitica è il frutto di un lunghissimo processo che ha coinvolto semiti, non semiti, nomadi, seminomadi, abitanti delle città di Canaan, e ha richiesto un lunghissimo tempo, quelli che sono usciti dall'Egitto non erano il popolo unitario degli ebrei, ma era un insieme di gente che poi in quel famoso deserto dell'Esodo, tenuto lì per alcune decine di anni, è stato trasformato in un popolo, tra l'altro con l'imposizione di precetti e regolamenti, cosiddetti anche comandamenti, e anche con sistemi un pochettino tanto polizieschi. Li hanno trasformati in un popolo e hanno creato, dico hanno nel senso di Yahweh con l'aiuto di Mosè, hanno creato un piccolo esercito, o insomma piccolo medio esercito di combattenti, con il quale hanno poi cercato di conquistarsi un pezzo di territorio, combattendo ovviamente, perché non è che Yahweh desse l'ordine siccome era Dio e la cosa avveniva, col cavolo, questi se lo dovevano guadagnare col sangue quel territorio lì, perché lì c'erano altri Elohim che governavano, come dice bene Giosuè, che è il successore di Mosè, e quindi insomma li hanno tenuti nel deserto e ne hanno fatto un popolo, appunto con i precetti, i comandamenti, eccetera, eccetera. Tant'è che Giosuè, quando stanno per iniziare la conquista del territorio di Canaan, raduna i capi e dice loro: adesso voi dovete scegliere gli Elohim, quindi dovete scegliere se volete stare con Yahweh o se seguire gli Elohim che seguivano i padri vostri quando erano nella terra dei due fiumi, quindi vuol dire c'è l'Elohim Yahweh. Interessante. Si è interrotta la comunicazione? Di nuovo. Non ti stiamo più sentendo? Sì, ci siamo? Ora sì, perfetto. Allora diciamo, Giosuè dice: voi adesso dovete decidere se volete seguire Yahweh
oppure se volete seguire gli Elohim che seguivano i padri vostri quando erano nella terra dei due fiumi, oppure se volete, o quelli che seguivano quando erano in Egitto, quindi di nuovo non Yahweh, oppure se volete seguire gli Elohim degli Amorriti, che è il paese nel quale voi adesso state andando ad abitare. Quindi gli dà veramente la possibilità di scelta e dice: io e la mia famiglia seguiamo Yahweh. Loro, anche gli altri dicono: anche noi seguiamo Yahweh. Allora lui dice: benissimo, adesso che avete preso questo impegno, voi siete effettivamente legati all'impegno che avete preso, ma avevano la scelta libera, la scelta vera, tra i vari Elohim. E il fatto che il popolo spesso si rivolgesse agli altri Elohim era considerato un altissimo tradimento che veniva punito con la morte. Tant'è che Yahweh dice spesso: se voi andate dietro ad altri Elohim, io vi ammazzo. E ne ha fatti ammazzare moltissimi, dico dei suoi seguaci, non dei nemici, ma dei suoi seguaci, per il semplice fatto che non obbedivano ai suoi ordini. È interessante questa cosa perché è in linea con quello che ci diceva anche Mario Pinker, nel quale era convinto che Mosè fosse in realtà il faraone Tutmosis III e che come si dice, la creazione, l'invenzione di un popolo ebraico era una questione puramente sociopolitica. Dunque, da quello che ci dice anche tu, non avrebbe nulla di genetico questo popolo. Alla fine in origine viene selezionato in base, che ne so, a delle scelte più che a un credo genetico di discendenza. Direi di sì. Guarda, tra l'altro stanno uscendo degli studi, dei libri dei docenti dell'Università di Tel Aviv come Shlomo Sand, che documenta proprio questo, dice cioè l'unitarietà della discendenza genetica del popolo ebraico. Scrive questo docente ebreo di storia giudaica dell'Università di Tel Aviv, quindi, come dire, perché se lo dice uno di noi poi siamo accusati di antisemitismo, lo dice un docente ebreo, quindi dice è un'invenzione iniziata a partire dalla metà del 1800, no? Cioè, fatta da persone che a tavolino hanno, dice lui, sulla base di brandelli, di ricordi, di storia religiosa, sia ebraica che cristiana, hanno un po' ricreato questa unità, ma in realtà dice non è storicamente documentata, dice il professore Shlomo Sand. Quindi questo tra l'altro corrisponderebbe a ciò che scrivono quei rabbini che dicono che appunto l'identità israelitica è stata il frutto di una lunga elaborazione, un lungo periodo che ha coinvolto semiti, non semiti, nomadi, quindi popolazioni di vario genere. Questo professore Shlomo Sand scrive queste cose qui. La Bibbia ci dice appunto che, cioè in sostanza, tutta una serie di cose sono avvenute quando neppure la lingua ebraica esisteva. Insomma, se mettiamo assieme tutta una serie di elementi, diciamo che una certa parte della storia va sicuramente riscritta, e prima o poi magari pian pianino anche questi docenti ebrei dell'università, che ovviamente sono non condizionati dal pensiero teologico, no? Perché poi ci sono ovviamente gli integralisti che invece sono condizionati dal pensiero teologico, ci sono quelli che invece conducono studi liberi, sereni ed aperti, e questi stanno evidenziando insomma tutta una serie di cose che sono quantomeno diverse da quelle che fanno parte del cosiddetto inconscio collettivo. Poi ovviamente il futuro dirà chi ha ragione, ma quantomeno questi elementi stanno venendo fuori proprio da parte del sistema accademico ebraico. Sì, l'interesse personale o comunque del gruppo a cui si fa parte è sempre preponderante. Per cui potrebbe anche essere, come ci hai accennato prima, riguardo al fatto che queste modifiche nel codice genetico dell'essere umano sono avvenute in più tempi e in maniera continuativa, considerato anche precetti alimentari e molte regole che cominciano a nascere in quel momento lì, si potrebbe anche ipotizzare che se una matrice genetica comune esiste negli ebrei, nasce in quel momento. Sì, certo, sì. Diciamo che se effettivamente c'è, nasce in quel momento, sì. Molto interessante, guarda. Cambio totalmente discorso perché in questi giorni sono andato a vedere il tuo blog
E ho visto che tra le altre cose, giusto per uscire un momentino insomma, dal Vecchio Testamento, ci parli anche dell'Odissea, di quell'evento in cui c'è questo strano aspetto che tu metti in rilievo del sonno che coglie Ulisse durante il viaggio da Scheda ad Itaca, e che questo potrebbe avere a che vedere anche con un qualcosa di tecnologico, insomma, perché dormire in una nave quando Omero, tu dici, non racconta mai di uomini costretti a dormire. Ci puoi parlare di questa cosa? Sì, guarda, sì, questa roba qui l'ho scritta un sacco di tempo fa, tra l'altro, sarà di un anno e mezzo. Nel libro, sì, c'è la vicenda è curiosa, perché nel libro ottavo dell'Odissea si narra appunto di quando Ulisse fa naufragio sull'isola dei Feaci. E la cosa interessante è che viene raccolto da Nausicaa, eccetera, che è la figlia di Alcinoo, re dei Feaci, e si dice appunto che Alcinoo era discendente diretto di Poseidone. Ora, Poseidone sappiamo che era il signore dell'acqua, e noi sappiamo che anche nei racconti sumerocadici c'era un signore dell'acqua che è Enki, che in effetti era chiamato anche come Ea o Ean, cioè il signore dell'acqua. E dice Omero, insomma, l'autore dell'Odissea, che Poseidone aveva adottato i Feaci, quindi Alcinoo, suo diretto discendente, quindi potremmo pensare anche a lui una sorta di sangue misto, di navi che in sostanza viaggiavano conoscendo già da prima senza il timoniere, senza il Kubernetes, tra l'altro il termine da cui deriva il nostro cibernetica, senza il timoniere, perché conoscevano già il pensiero, quindi conoscevano la rotta, viaggiavano velocissime, non si perdevano mai. E queste navi, tra l'altro, Poseidone le aveva date in uso esclusivo ai Feaci e non avrebbero mai dovuto, come dire, metterle a disposizione di altri. Invece Alcinoo la mette a disposizione di Ulisse, che insomma, tra l'altro in un tempo rapidissimo anche lo porta ad Itaca, e di questo Poseidone si arrabbia molto. Quindi anche qui ci riallacciamo un po' al discorso che facevo prima, cioè se noi prendiamo i racconti degli antichi e continuiamo a dire vabbè, quelli sono miti, quelli sono favole, benissimo, andiamo avanti così, non c'è nessun problema. Se invece diciamo, e se invece provassimo a pensare che magari sono testi nei quali c'è un ricordo di qualcosa di effettivamente avvenuto, anche se noi riteniamo inaccettabile che al tempo appunto di Ulisse ci fossero delle navi che viaggiavano appunto già conoscendo la rotta, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, magari andando avanti in quella direzione lì forse potremmo scoprire delle cose interessanti, visto anche che tutta una serie di racconti fanno parte del patrimonio comune dell'umanità, cioè che alcuni tra l'altro questi qui li hanno pure disegnati con gli scafandri, eccetera, quindi anche lì possiamo dire che se li sono sognati, va bene, continuiamo a dire che se li sono sognati. Però c'è una cosa che io mi chiedo. Noi, diciamo 1,5 miliardi di persone crede senza alcuna ombra di dubbio all'esistenza storica di Gesù Cristo. Io tra l'altro sono tra quelli che pensano che possa essere storicamente esistito questo rabbi ebreo. E di Gesù Cristo parlano i 4 Evangeli, di cui Matteo, Marco e Luca non lo hanno mai visto personalmente. Giovanni non c'è più in sostanza nessuno studioso che riconosca che quel Giovanni lì era effettivamente il discepolo di Gesù, ma diciamo che era il discepolo, così non inneschiamo discussioni. Poi gli Atti degli Apostoli sono scritti da Luca, che non ha mai visto Gesù. Poi ci sono le lettere di Paolo, che non ha mai visto Gesù, ci sono le lettere attribuite a Pietro, diciamo che Pietro l'ha visto, le lettere di Giacomo, il fratello di Gesù, diciamo che l'ha visto. Quindi in realtà 1,5 miliardi di persone crede all'esistenza storica di un individuo, di questo Gesù, avendo degli scritti redatti forse da 3 persone che l'hanno visto, ma diciamo che è vero, 3 persone l'hanno visto. 3 persone tra l'altro che hanno parlato di lui in modo interessato, cioè volevano veicolare una certa immagine di lui. Bene, di questi individui venuti dalle stelle, che sono arrivati qui sulla Terra e hanno fatto tutta una serie di cose, parlano in sostanza i popoli di tutti i continenti della Terra, dico proprio di tutti i continenti, ma di questo si dice che è una favola. Ecco, questa è una logica che io onestamente non capisco.
in effetti lascia senza parole. Vero? Direi proprio di sì. Siamo quasi, anzi direi che siamo proprio arrivati alla fine del nostro tempo, e le ore sono proprio volate. Ti posso fare magari una domanda conclusiva, non so se tu abbia voglia o ti ritiri titolato per rispondere, te la faccio comunque. Dopo tutto questo che emerge, il pensiero di Mauro, proprio il tuo pensiero riguardo alla creazione dell'uomo, alla fin fine questo essere umano, cosa sarebbe? Solamente uno schiavo? Sì, diciamo che l'ipotesi secondo me più probabile è che almeno in origine siamo degli OGM, cioè degli organismi geneticamente modificati. Con tutto che ce l'abbiamo con questa esattamente, quindi magari cioè noi stiamo un po' ripetendo ciò che quegli altri hanno fatto con noi. Siamo molto probabilmente degli OGM, e lo scopo per il quale siamo stati fatti all'inizio era effettivamente, sai, come dice anche la religione, amare e servire Dio, ma nel senso appunto di essere al servizio di quelli lì che hanno deciso che a un certo punto, visto che potevano riuscire a farcela, era meglio costruire delle persone, formare degli individui che fossero in grado di comprendere degli ordini e di eseguirli. Io penso che questa possa essere un'ipotesi assolutamente percorribile. Certo, considerato anche che ci sono stati molti popoli anche nel passato e anche oggi forse che sono stati schiavi e che poi si sono liberati, possiamo anche avere una buona speranza per quanto ci riguarda. Esatto. Tieni presente che per esempio leggevo in un testo che parlava appunto di pittogrammi sumeri, quelli che hanno preceduto addirittura la stilizzazione del cuneiforme, e il pittogramma originale che rappresentava il servo, il lavoratore, è un pene eretto in eiaculazione, quindi che vuol dire che il compito principale era quello di riprodursi. Andate moltiplicate. Esattamente, cioè quindi fare altri lavoratori in sostanza. Ma è un po' come, voglio dire, chi ha un allevamento di mucche le fa riprodurre perché ogni volta che gli nasce un vitello aumenta la sua ricchezza. Oh beh sì, ma possiamo anche andare a pescare nella storia dello schiavismo americano. Sì, esatto, no, ma proprio per fare un paragone estremo, no? Quindi, certo, no, sai com'è. Chissà, magari all'inizio eravamo proprio abbiamo appena scoperto di essere degli schiavi e diventare mucche così in un attimo magari. Ecco, esatto, va bene. Ok. Mauro, che dire, è stato piacevolissimo parlare con te questa sera, e quasi quasi ti strapperei anche a promessa per un tuo ritorno, cosa dici? Va bene, ok, lo ricombiniamo. Magari per l'anno prossimo ormai. Va bene. Grazie a voi di avermi invitato. Sempre premesso che il mondo non finisca, giusto? No, ma sto tranquillo. Nel caso noi saremo il giorno della fine del mondo e saremo in onda, perché un evento del genere non ce lo possiamo proprio perdere. Ah no, certo, ok. L'ho raccontato in diretta. Esatto. Va bene. Vediamo un po' che succede. Grazie ancora Mauro. Grazie a tutti voi che avete ascoltato e buonanotte. Grazie mille. Ecco, siamo arrivati alla fine di questa interessantissima puntata, secondo me, e spero anche secondo voi. Il nostro Mauro ci ha parlato di molte cose che poi potete anche ritrovare nei suoi libri, e sono curioso di leggere quest'ultimo, appunto, che è appena stato pubblicato, il cui titolo è Non c'è creazione nella Bibbia. A me non rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento per la prossima puntata, venerdì prossimo. Controllate sempre nel nostro sito ufocast.ufomachine.org gli argomenti delle puntate successive, e ci trovate anche come gruppo su Facebook per eventualmente fare i vostri commenti. E quindi anche per questa sera è tutto. Io vi auguro una buona nottata e arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.